Buongiorno. Avvocato per il verbale, avvocato Lugo Boni, difesa Emanuela Pezzini. Maresciallo, oltre alle intercettazioni di cui è stata richiesta la trascrizione da parte del pubblico ministero, che altre indagini avete svolto nei confronti della signora Pezzini? Nei confronti della signora Pezzini non sono state svolte indagini tecniche. Mi scusi, Maresciallo Recchio, dovrebbe porsi un po' più lontano dal microfono. Okay. Sì. Allora, nei confronti della signora Pezzini non sono state effettuate direttamente indagini tecniche, sono stati effettuati accertamenti bancari in sede di esecuzione del decreto di sequestro per equivalente e non sono stati, oltre a questo, ulteriori attività investigative. Quindi non sono state disposte intercettazioni sul telefono, l'utenza cellulare intestato alla signora Pezzini o intercettazioni ambientali sull'autovettura della signora Pezzini? Assolutamente no, le uniche conversazioni in cui figura la signora Pezzini sono quelle captate in esecuzione di altri provvedimenti autorizzativi. Senta, all'udienza dell'8 febbraio, a domanda del pubblico ministero, lei riferisce di una conversazione, il RIT 1531-2017 e il progressivo è il 23869, è una conversazione intervenuta tra Senese Vincenzo e Sorrentino Antonio, dove si fa riferimento ad alcuni assegni che sarebbero dovuti essere messi dalla signora Pezzini a garanzia del debito, del presunto debito contratto dal signor Barretta. Questi assegni sono stati emessi? Sono stati emessi? Circa l'emissione è un'informazione che non trova, la mera emissione non trova riscontro dagli accertamenti bancari se non al momento dell'incasso dell'assegno, quindi alla sua domanda se siano stati emessi, oltre al contenuto delle intercettazioni, non sono in grado di riferire. Ma gli accertamenti bancari li avete fatti voi? Sì, li avete acquisiti? Sì. E risulta dagli accertamenti bancari l'emissione di questi assegni? Cioè se io emetto un assegno sul mio conto corrente si vedrà l'uscita dell'assegno? Se viene incassato da terze persone, se viene meramente emesso e consegnato a una persona e non incassato, non vi è traccia negli accertamenti bancari. Ma voi avete prova di della consegna di questi presunti assegni? No. Nessun'altra domanda, ho concluso Presidente, grazie. Quindi avete prova che siano stati emessi e incassati, questa è la domanda, giusto? Non hanno prova. E il Maresciallo ha risposto che non vi sono prove, riscontri in questo senso. Va bene. Un'ultima domanda, inizialmente voi in questa indagine avete redatto nell'informativa dei profili personali che poi lei ha riportato anche nel corso della sua testimonianza. Avete redatto inizialmente un profilo della signora Pezzini? Avete compiuto altre indagini? No, il profilo soggettivo della signora Pezzini non era rilevante per le contestazioni che abbiamo formulato nella CNR del 2 agosto. Bene, ho concluso, grazie Presidente. Grazie. Allora, andiamo avanti, chi vuole svolgere il controesame? Va bene. Buongiorno, sono l'avvocato Cesare Gai, difendo Daniele Carrozza. Sì. Ci occuperemo del capo 38 della rubrica, lo dico anche per il Tribunale, con una brevissima incursione nel capo 44. Maresciallo, è stata monitorata l'utenza di Daniele Carrozza? Sì. Per quanto tempo? E se possibile da quando? Sì, ora ho bisogno di qualche minuto per trovare l'informazione del range. Siamo qua, io l'ho aspettata per tante udienze. Sì, no, assolutamente. Abbia pazienza, solo un minuto ancora.
E la sua utenza è stata monitorata e da quando? Lo sta verificando. Ma ce l'ho io, Hai fatto benissimo qua. C'è. non capisco che andrà spedito tutte queste problematiche. No, però. Allora, Avvocato, mi perdono, un'informazione che al momento non ho, però è oggettivamente desumibile dai brogliacci, quindi anche la durata Vabbè, tento di aiutarla, sono in controesame. Le dico qualcosa di rispondente ai suoi ricordi di redattore dell'informativa rieducativa, Sì. che l'utenza di Carroccia... Un attimo solo, la invito nuovamente a parlare un po' più distante dal microfono, scusa. altrimenti non si comprende bene. Sì. anche per cercare di rendere più rapido. Viene sicuramente monitorata per circa un anno, dal 18 marzo del 2017 al 21 giugno del 2018. No, questo lo escludo, questo posso escluderlo. Non ricordo la data di attivazione, il problema perché? Perché in questa informativa non abbiamo utilizzato trascrizioni effettuate sull'utenza del Carroccia, anche per un discorso di economia nelle trascrizioni. Ad esempio, per quanto riguarda le intercettazioni tra il Carroccia e il Senese Vincenzo, o tra il Carroccia e la Gaglione Raffaella, sono state eseguite le trascrizioni sugli altri bit. Okay. Però le assicuro che, per quella che è mia memoria, ma sono sicurissimo, il signor Carroccia non è stato tra le prime utenze sottoposte ad intercettazione telefonica, quindi escludo che a marzo 2017 fosse già sotto intercettazione. Bene, quindi l'avete messo sotto intercettazione sicuramente in un momento successivo rispetto al marzo del 2017. Posso ritenere che lei nella sua informativa abbia in qualche modo esaltato le conversazioni di interesse investigativo, esclusivamente quelle che riguardano la posizione del Carroccia Daniele? Sì. Non abbiamo dato atto di intercettazioni che non avevano interesse per quell'ipotesi investigativa. Bene. Mi conferma comunque che l'utenza del Carroccia è stata oggetto di intercettazione, perché io non ho trovato riscontro rispetto alle intercettazioni che voi avete esaltato intervenute con soggetti in qualche modo coinvolti in questo procedimento. Okay. È corretto quello che dico? Sì, è stata sottoposta a intercettazione per quanto non vi è traccia di quel RIT in questa informativa, perché le trascrizioni sono state operate a utenza di altri soggetti intercettati. Ma non hanno avuto nessun tipo di sviluppo o di interesse investigativo, quelle che riguardano Carroccia. Dico qualcosa di sbagliato? No, giusto. No, bene. Dico qualcosa in qualche modo, mi perdoni Presidente, ma così rendo più rapido, mi blocchi se è troppo suggestiva, ma in controesame sarebbe possibile. Controesame la può fare anche Allora, così. dico qualcosa di rispondente alla realtà se sono state esaltate nella vostra informativa 11 conversazioni
che riguardano Carroccia Daniele, personali o per interposta persona? Guardi, non le ho contate, se lei mi dice che sono 11 non ho motivo di dubitarne. Adesso noi le dobbiamo esplorare una per una, quindi arriviamo a 11. Allora, sulla base delle intercettazioni che voi avete monitorato, sostanzialmente ascoltando il Carroccia, o le 11 intercettazioni che andremo di qui a poco a esplorare, avete potuto constatare un rapporto di amicizia e familiarità tra Senese Vincenzo, classe 77, e Daniele Carroccia? Sì, il tenore poteva essere compatibile anche con un rapporto di amicizia. Ma ad esempio negli accertamenti che voi avete operato le risulta che Daniele Carroccia abbia un precedente penale vetusto e in che materia, insomma, sostanzialmente? Questo risponde anche al casellario giudiziario, ma è un qualcosa che avete accertato? Sì, però non ricordo in questo momento e non mi sembra che abbiamo tracciato poi una scheda di profilo soggettivo per Carroccia Daniele. Avete potuto accertare o vi hanno interessato gli ambienti di provenienza, cioè da dove erano cresciuti? No, non abbiamo... Senese Vincenzo, classe 77, e Daniele Carroccia? No, questo non l'abbiamo... No. Questo rapporto di familiarità, in qualche modo, cui ho fatto riferimento, e lei mi ha detto che le conversazioni lasciavano intendere, diciamo, questo tipo di amicizia, poteva anche essere collegato al tenore delle conversazioni intercorse con altri soggetti facenti parte della famiglia Senese? Non lo so. Ad esempio le conversazioni... Mi scusi un secondo solo, Scusi avvocato, lei. mi scusi tanto. Cioè, serviva il 14 di che? Benissimo, allora possiamo riprendere. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico che adesso è stato risolto. La prima parte dell'udienza, che atteneva al controesame dell'avvocato Lugo Boni e ad alcune domande dell'avvocato Gai, è stato recuperato, giusto? Verrà recuperato, quindi possiamo procedere con le ulteriori domande dell'avvocato Gai. Prego. Va bene. Presidente, ma Radio Radicale comunque ha registrato anche le prime domande, quindi sarà possibile... Sì, ma in ogni caso le precedenti domande sono state registrate anche dal nostro sistema. Va bene, a posto. Allora riprendo da dove avevo lasciato... Mi perdoni, avvocato? Sì? Posso fare una precisazione in ordine alla prima domanda che mi aveva posto? Signor Presidente, noi non abbiamo mai sottoposto a intercettazione telefonica né il Carroccia Daniele né il Carroccia Mauro. Di conseguenza non abbiamo ulteriori informazioni se non quelle che derivano dall'intercettazione del Carroccia su altri RIT. Su altri soggetti, va bene. È riuscito anche a recuperare il dato del numero di conversazioni ritenute di interesse? No, quello dovrei contarle qui, però diciamo... Guardi, speriamo che non si interrompa più la corrente, così andiamo avanti. Eravamo arrivati a parlare del ristorante Da Baffo, che lei mi ha detto riferibile da tempo alla famiglia Carroccia, gestito prima dal padre Nicola Carroccia e poi dai figli Mauro e Daniele. Ricorda, eravamo arrivati qui? Sì. Sa dirmi fino a quando è stato gestito in comune questo... No, non lo so, avvocato. Sa dirmi quando si colloca la fuoriuscita di Daniele Carroccia da questa impresa? Allora, di questa informazione si ha notizia delle intercettazioni, ma non viene collocata temporalmente. Al momento dell'approfondimento di tali circostanze era emersa in alcune intercettazioni il fatto che Carroccia Daniele si fosse separato dalla gestione del ristorante, ma è un'informazione che non viene collocata temporalmente nelle intercettazioni telefoniche e non è stata poi oggetto di specifici accertamenti. Diciamo che sicuramente la collochiamo in una data antecedente al 18 marzo del 2017, che è la conversazione tra Vincenzo Senese e Daniele Carroccia. Sicuramente, in epoca antecedente al marzo 2017. Benissimo. Allora, sa dirmi se avete fatto qualche tipo di accertamento, lo ha già riferito, le chiederei di ricordarlo al Tribunale, sulla società che dopo la fuoriuscita di Daniele Carroccia attiva la gestione del ristorante Da Baffo di Via dei Fulvi.
Sì, quella è la società, la RDM 2015 SRL. E quindi già in essere dal 2015, diciamo, anche per coloro Prendiamo... Vorrei tentare di dimostrare, arrivandoci piano piano, che il Carroccia era fuoriuscito da tempo rispetto, Carroccia Daniele, rispetto al 18 marzo del 2017. Ma questo ce l'ho l'informazione. Sì. Allora, la RDM 2015 SRL è stata costituita l'atto di costituzione è stato stipulato in data 20 maggio 2015, fonte Camera di Commercio. Può cortesemente dirmi la compagine sociale da chi è composta? Parla qua, glielo dici qua. Allora, parliamo di un capitale sociale nominale euro 10.000, compagine sociale Carroccia Mauro, 95% delle quote nominali pari a un valore di 9.500 euro, Palmieri Rosetta, 5% del capitale sociale, valore nominale 500 euro. Palmieri Rosetta chi è? Palmieri Rosetta è la mamma di Carroccia Daniele e Mauro, se non erro. Mi corregga se sbaglio. È così, Ok. è così. Quindi diciamo dalla Costituzione già Daniele Carroccia non è più, diciamo, inserito nella compagine sociale. Nella compagine sociale della RDM 2015 non figura Daniele Carroccia. Va bene, senta, sa dirmi quando vengono costituite le società che gestiscono i locali Baffo 2 e Baffo Fish? Sì. Lei vuole sapere quali, mi scusi? Baffo 2 Allora, Fish? prima cosa, come si chiamano, quali sono le società che gestiscono Baffo 2 e Baffo Fish? Allora, Baffo 2 è gestita dalla Baffo 2018 SRL. Parliamo del... Allora, il locale ad insegna Baffo 2 è gestito dalla Baffo 2018 SRL, che è costituita in data 23 ottobre 2018. La compagine sociale? Da chi è Sì, composta? la compagine sociale, come da visura camerale, è Salerno Stefano, valore nominale delle quote 1.000 euro, interamente posseduta dal socio unico Salerno Stefano. Sì. E Baffo Fish? Allora, Baffo 2 Fish, nel corso delle indagini è emerso come non abbia mai esercitato una vera e propria attività di ristorazione, ma ha posto in essere solo attività propedeutiche all'apertura di un ristorante mai aperto. La data di costituzione l'atto è stato stipulato in data 2 marzo 2017, il capitale sociale pari ad un valore nominale di 1.000 euro è diviso ultima visura tra i soci La Pietra Giancarlo Antonio, valore nominale 500 euro, 50% del capitale sociale, e Senese Vincenzo 1990 euro 500, 50% del capitale sociale. Questa informazione non è relativa all'atto costitutivo ma all'ultima visura camerale, in quanto inizialmente era stata costituita in maniera diversa. Quindi posso arrivare alla conclusione, sulla base di questo suo dire, che Daniele Carroccia non ha nessuna cointeressenza sia in Baffo 2, sia in Baffo Fish? Sicuramente. Bene. Senta, invece, quando viene costituita la società Baffolona Burger? Ho fatto l'americano, ho detto burger, ma è burger. Insomma. Probabilmente è corretto così. Sì. L'atto di costituzione è del 4 maggio 2017.
Sa dirmi i componenti, o meglio i soci della società Baffolona Burger? Allora, i soci sono Ronci Ilenia, 80% del capitale sociale, Oikos Immobiliare, 20% del capitale sociale. Senta, Ronci Ilenia chi è? Allora, Ronci Ilenia è la fidanzata o compagna o moglie di Carroccia Daniele. Diciamo la moglie. Se non sbaglio, moglie. Questa moglie, hanno anche 2 figli. Gli altri 2 soggetti che la costituiscono chi sono, mi perdoni? Un solo soggetto oltre a Roncilenia ed è una società individuata nella Oikos Immobiliare. Ci sono delle persone fisiche che in qualche modo la compongono questa società? Sì, è partecipata dal socio unico Montella Giuseppe, nato a Napoli il 22 aprile 1984, mentre il rappresentante è una persona diversa rispetto al socio unico e corrisponde a Siddi Luigi, nato a Pozzuoli il 15 maggio 1982, informazione però aggiornata alla data di stesura dell'informativa, cioè agosto 2019. Non sono queste informazioni attuali che non saprei confermare allo stato attuale. Non sa dirmi quindi nemmeno se la società tuttora è in essere? No, queste informazioni non ce l'ho, anche perché la Oikos non è stata poi oggetto di particolari evidenze investigative. Nel senso che voi avete fatto degli accertamenti sui soggetti che mi ha appena nominato, non hanno avuto nessuno sviluppo dal punto di vista investigativo. Senta, adesso dobbiamo tornare su un punto che è stato trattato anche dall'avvocato Ciampa alla scorsa udienza, ovvero sia l'apertura dei 2 ristoranti. La compagine sociale che abbiamo appena menzionato, ovvero sia Baffolona Burger, ha avuto un qualche cointeresse, un qualche coinvolgimento nell'apertura del locale di via Amsterdam 72-76? Allora, anche alla luce di quello che è emerso dal controesame della volta scorsa, il collegamento con il ristorante è nominativo, cioè il ristorante presentava l'insegna Baffolona Burger, anche se circostanza questa non inizialmente evidenziata in sede di stesura dell'informativa, è stato poi gestito attraverso un'ulteriore persona giuridica sulla quale poi ho avuto modo di effettuare degli accertamenti venerdì scorso. Benissimo, quindi voglio dire, al di là, uso un termine improprio, mi corregga se sbaglio, al di là del brand, cioè del marchio Baffolona, non c'è niente che riconduca ai soggetti della Baffolona Burger. È corretto quello che dico? Allora, allo stato attuale, dalle visure sì, dalle intercettazioni e da informazioni acquisite su fonti aperte, inizialmente era stato ricondotto il ristorante anche per il nome e per le informazioni contenute nel sito internet alla Baffolona Burger. Da informazioni ad oggi disponibili, che in sede di redazione ancora erano troppo fresche per essere rilevate, davano un'indicazione diversa. Allo stato attuale comunque il ristorante, le informazioni camerali riconducono la gestione del ristorante di via Amsterdam ad un altro soggetto giuridico. Lei ha accertato che si tratta della Rostef? Sì, ho avuto modo di verificare prendendo spunto dalle informazioni fornite dalla difesa in sede di controesame. Lei ha poi verificato? Sì, poi in ufficio ho verificato queste informazioni. Il nominativo di Savarese l'ha verificato? La persona fisica no, ancora non abbiamo fatto verifiche. Le consta un coinvolgimento sia sulla base delle intercettazioni, delle indagini svolte, di accertamenti di qualsiasi natura, di Daniele Carroccia nella società Rostef? Formalmente no,
sostanzialmente non abbiamo informazioni. Quindi diciamo, mi perdoni, se lei mi dice formalmente no, sostanzialmente non abbiamo informazioni, la riassumiamo, la risposta è no. No, io facendo una visura camerale che non c'è nessun collegamento con la figura del Daniele Carroccia, sicuramente, sì. Ma anche sostanzialmente, mi ha detto un attimo fa. Sì, sì. Ok. Mi scusi Presidente, perché è molto importante per la difesa la sintesi. Non si preoccupi, l'unico punto in cui volevo un attimo intervenire mi era sfuggito la compagine della Baffo 2018 SRL, come l'ha riportata in questa sede, mi scusi, cosa ha detto? Sì. Chi è socio unico della Baffo 2018 Allora, SRL? il socio unico è, allora, visura camerale aggiornata alla data di deposito dell'informativa. Il socio unico è Salerno Stefano, capitale sociale, valore nominale 1.000 euro, sì. Quindi 100% di quota posseduta in qualità di socio unico. Forse l'altra volta in sede di esame aveva ricondotto la Baffo 2018 SRL al Tritoni Barbara come socio unico, moglie del Carroccia Mauro. Questo è l'ultimo aggiornamento. Quindi, aspetti che vedo un attimo la storia. Relativo a Tritoni Barbara, moglie del Carroccia Mauro, a che cosa attiene? È il precedente socio unico. Tritoni Barbara ha ceduto poi le quote in data 19 febbraio 2019, quindi in un'epoca successiva a quella delle indagini. La visura più aggiornata porta come socio unico Salerno Stefano. Va bene. Infatti per questo ci tenevo anche a precisare i momenti in cui sono stati acquisiti quei dati. Quei dati, certo. Prego, Avvocato. Mi perdoni se sono ripetitivo, le faccio una domanda diretta. Alla luce di quali accertamenti, cioè quali sono i dati fattuali che secondo diciamo, la vostra informativa, quello che avete rappresentato al pubblico ministero, consentirebbero di associare la figura di Daniele Carroccia al locale di via Amsterdam? No, anche perché no, però siccome nell'informativa si dice che volevano aprire 2 ristoranti, non è imputato, non è imputato. Sì, diciamo... posso... Certo. Sì, era un'associazione iniziale, che poi noi stesso diamo atto del fatto che è una situazione non verificata, no? Non verificata e nemmeno sviluppata in qualche modo. No, che non ha avuto poi una fase embrionale da alcune intercettazioni nella fase iniziale delle indagini. Glielo chiedo perché, ma solo per completezza dell'informazione, e poi ho finito di esplorare il capo 44 che non mi appartiene. Nel capo 44, chiedo conferma anche al Tribunale, si fa riferimento anche alla figura di un soggetto per il quale si procede separatamente, che è Ronci Ilenia. Sì. È corretto quello che dico? Il capo 44, un attimo. Sì. Che è la moglie del Carroccia, che è la titolare della Baffolona Burger. Vorrei conoscere sulla base di quali dati concreti. Sì, si procede separatamente. Bene, la domanda quindi è questa: sulla base di quali dati ed elementi concreti si è ritenuto un coinvolgimento di Ronci Ilenia, ribadisco, titolare della società Baffolona Burger e moglie del Carroccia, nelle attività di via Amsterdam? La domanda è questa. Sì, di fatto nella domanda abbiamo già risposto con le precedenti considerazioni e all'epoca delle indagini, non essendo in possesso di informazioni relative alla Baffo 2018 SRL, il tenore di alcune intercettazioni e l'utilizzo del marchio sul ristorante Baffolona Burger, così come pubblicizzato nel sito, che richiamava sia via Amsterdam che via Tuscolana 969, ci aveva indotto a ritenere quel ristorante gestito attraverso questa società di cui la Ronci formalmente possedeva una quota del capitale sociale. È solo un'ipotesi investigativa e tale è rimasta?
Probabilmente non è rimasta tale perché poi si è concretizzata in un capo di imputazione, che poi successivamente sono emersi ulteriori elementi in epoca recente tali da dover rideterminare Va bene, la basta, deposizione. è sufficiente la risposta. Senta, sono state intercettate conversazioni di interesse tra Di Giovanni, i due Di Giovanni, sono imputati in questo procedimento, uno solo, mi perdonate perché l'altro è stato stracciato, Savarese e Daniele Carroccia. Savarese, le ricordo, è il legale rappresentante della società Rostef. Allora, considerando che non abbiamo sottoposto a intercettazione né Ugo Di Giovanni, né Savarese e né Carroccia Daniele, La risposta è negativa. in questo procedimento penale sicuramente non ci sono queste conversazioni. Magari ce n'è un altro, che ne so, di procedimento Però penale. noi a sto punto non c'entriamo. Senta, torniamo a Baffolona Burger. Sa dirmi quanto, prima cosa mi conferma che Baffolona Burger ha operato esclusivamente in via Tuscolana 969? Allora, per quella che è la fotografia che possiamo fare venerdì, Sì. sappiamo che almeno dal momento della costituzione della Baffo 2018 ha operato della Rostef 2018 ha operato questa società all'interno del ristorante. Via Tuscolana 969? Del ristorante di Via Amsterdam. Via Tuscolana 969 non abbiamo evidenza di altre persone giuridiche cointeressate, ad eccezione della Baffolona Burger SRL. Avete accertato quando ha iniziato a operare questo ristorante di via Tuscolana? Proprio lei intende come apertura fisica di attività di... fisica e gestione concreta? No, noi abbiamo i dati, quelli formalmente presenti nella Camera di Commercio, come dato e dall'anagrafe tributaria, quindi dato da avvio dell'attività, avvio della partita IVA e iscrizione al registro imprese. Ha potuto accertare quando ha cessato l'attività di via Tuscolana 969? No, perché in quel momento credo che le indagini fossero già concluse. Sono stati analizzati gli strumenti economici che hanno permesso la costituzione della società Baffolona? Che intende per strumenti economici? Denari che hanno consentito in qualche modo l'affitto del locale, l'acquisto dei beni strumentali, l'avviamento? La società Baffolona Burger non è stata oggetto di accertamenti bancari. E quindi da quali elementi concreti, tornando al capo di imputazione, lei ha tratto un intervento della famiglia Senese nella realizzazione di questa impresa? Allora, posto che comunque ogni ipotesi investigativa di un intervento della famiglia Senese per finanziare persone giuridiche non ha mai trovato riscontro in accertamenti bancari, perché come emerge dalle intercettazioni avveniva tutto tramite denaro contante. Con specifico riferimento alla sua domanda, la cointeressenza emerge dal tenore di alcune intercettazioni telefoniche. Lei aveva citato il progressivo 424 del RIT 153117, mi pare. Sono diverse, dovrebbero essere le 11 di cui parlava l'avvocato. Tuttavia, questo è del 18 marzo 17 e dovrebbe attenere all'accordo iniziale. Sì, può ricordarmi il 424 del RIT 1531/17. Infatti. Era la mia prossima domanda, cioè stiamo parlando del RIT 153117, progressivo 424 del 18 marzo 2017, conversazione intercorsa tra Carroccia Daniele e Senese Vincenzo, classe 77. Io le chiederei di esaminarla compiutamente e dirmi se si tratta di una ipotesi, diciamo, di intervento che si è in qualche modo concretizzata o no. Le dico anche, per chiudere questa domanda, che lei su questo aspetto ha già risposto al collega Placanica la scorsa udienza, a specifica domanda rivolta a lei dal difensore.
Quindi è una conversazione antecedente alla costituzione della Baffolona Burger, che è del 4 maggio 2017. 4 maggio 2017, sì. Sì, questa la ricordo, stavo un attimo verificando se poi era da porre in relazione con ulteriori intercettazioni che a memoria non posso ricordare tutte. Comunque, fermandoci sul tenore di questa conversazione, fa sicuramente riferimento ad una fase embrionale di un'ipotesi di collaborazione. E che, ribadisco la domanda, fase embrionale, avete delle evidenze sul concretizzarsi di questa fase embrionale in ragione delle conversazioni intercorse tra i soggetti protagonisti di questa conversazioni evidentemente successive e diciamo cadenti fino al 4 maggio 2017, ovvero sia quando viene... Sì, le ulteriori fonti di prova a sostegno dell'ipotesi risiedono poi in successive intercettazioni. In quali nello specifico? Allora, L'altra volta lei aveva individuato Detto di no la la volta 7228 del RIT 1531 intercorsa il 12 giugno 17 sulla ricerca di un locale. esatto. Poi a seguire ancora Ce n'è un'altra del settembre 17, 21 esatto, 511. che è la 21511 sul RIT di Giuliano 1532, non sul RIT di Vincenzo, classe 77. Giusto? Confermo 1532, che questa conversazione in particolare fa riferimento ad una sollecito da parte del senese Vincenzo nei confronti del Carroccia Daniele di alcune somme di denaro, e il motivo per cui il Carroccia manifesta di non poter essere in grado di nell'immediato di fornire questo apporto economico risiede nel fatto della recente apertura del ristorante e quindi delle difficoltà economiche connesse alle spese iniziali per l'apertura del ristorante. Poi ancora Sì. Vabbè, comunque 24 gennaio 2018, la 20739 20739, li aveva indicati in sede di Sì, esame. infatti le stiamo ripercorrendo. Adesso io le chiederei come questo suo dire è conciliabile con i contenuti di quanto affermate a pagina 836 della vostra informativa riepilogativa, che io le leggo testualmente. ok. Ciò nonostante, il proseguo delle attività tecniche non ha permesso di accertare l'esistenza di un vero e proprio nonché stabile rapporto societario di fatto instauratosi tra Senese Vincenzo e Carroccia Daniele. Ma noi nell'informativa non abbiamo mai contestato rapporti societari di fatto, tant'è che in nessuno degli episodi evidenziati è stato contestato un trasferimento fraudolento di valori, un 12 bis tra il Senese Vincenzo e persone. Questo vale un po' a fattor comune, così come non abbiamo evidenziato un rapporto societario di fatto con le aziende di Barretta, così come non abbiamo mai contestato, perché mai evidenziato, un rapporto societario con nessuno delle persone giuridiche con cui si è manifestata una cointeressenza tra il Senese Vincenzo e gli imprenditori oggetto delle contestazioni. Quindi questo vale per Carroccia Daniele come vale a fattor comune per tutti i rapporti, che sono invece caratterizzati da connotati diversi da un ingresso in società, ma da un mero finanziamento di o singole operazioni commerciali o singole fasi dell'attività imprenditoriale. Quando lei fa riferimento al progressivo 21511 del 28 settembre 2017, allegato Un attimo solo, avvocato. Allegato 464 all'informativa. Mi può ripetere la data? 28 settembre 2017, RIT 1532 del 2017, progressivo 21511. Mi ha cancellato. Avvocato, abbia pazienza, solo il progressivo, mi scusi. Progressivo 21511. 21511. In cui parla Vincenzo con classe 77 con il Daniele cellulare di Carroccia. Giuliano. Sì, ok. Riguardo a questo, mi scusi avvocato, la domanda? La domanda è, lei ha riferito la scorsa udienza, riportando passaggi dell'informativa,
che ipotizzate la restituzione di 2-3 mila euro al mese. Noi non lo ipotizziamo, lo dice Vincenzo, dice proprio 2-3 al mese. Ecco, ma potevano essere 2-300? Perché 2-3 mila? Guardi, gli ordini di grandezza che abbiamo rilevato nelle dazioni genericamente erano 2-3 al mese, poi può essere anche che erano 2-300 come anche 2-3 euro al mese, tutto può essere, poi sta a noi... Non arrivo per onestà intellettuale a dire 2-3 euro al mese, ma io ve lo vorrei chiedere, sulla base di quello che avete accertato, esistono rapporti tra Daniele Carroccia e Senese Vincenzo che potrebbero legittimare la restituzione di 2-3 mila euro al mese? Cioè dati concreti, conversazioni che diano questa contezza di questa entità di somme di denaro? Sì, quelle che stavamo elencando in questo momento. 2-3 al mese? Qui cita 2-3 al mese, poi come importi che siano 2-300 al mese o 2-3 mila al mese, se lei vede nella contestazione non si fa riferimento a una somma specifica, perciò non avevamo contezza di quanto è stato dato e quanto e come doveva essere restituito, quindi anche 200-300 euro al mese nella sostanza del rapporto non cambia nell'entità ma non nella qualità del rapporto di debito-credito che comunque era instaurato tra i due soggetti. Assolutamente. Il discorso è che questa conversazione intercorre nel settembre del 2017 quando la società è in auge da circa 4 mesi, giusto? Ma comunque sia, se c'è stata una dazione di denaro, il fatto che la società sia andata in default, comunque sia non penso che quello estingueva il debito con il Senese, a prescindere poi delle vicende societarie, no? Ma scusi, questa società, lei la scorsa udienza ha detto che pagava un certo affitto, no? Lei ha quantificato pure l'affitto sulla base delle conversazioni a quanto ammontava, l'affitto del locale di via Tuscolana 960. Nella scorsa udienza? Sì. 11.000 euro al mese, 11.000 emerge euro. dal c'è un'intercettazione, lo dicono nell'intercettazione, sì, non è che l'ho quantificato io da accertamenti, sì, attenzione. Sì, sì. Oggetto di Ok, allora sì, concordo. Verificato? Sì. Lì quando parlano i soggetti fanno riferimento a 11.000, cioè il migliaio ce lo mettono. Sì. Ok? Quindi voglio dire, in generale, lì lo sappiamo che sono 11.000. Qui come fate a dire che sono 2-3 mila? No, guardi, per l'ordine di grandezza, ma va bene anche 200-300 euro, non lo ritengo... Possiamo però trasformare la domanda in questi termini perché in questo modo sembrerebbe chiedere una valutazione, avvocato. In realtà non ci sono elementi oggettivi di riscontro per quantificare quei 2-3 in termini di migliaia di euro. Va bene. Possiamo dire così? Assolutamente sì. Nelle conversazioni di ulteriore interesse che voi avete monitorato tra il Carroccia e gli altri soggetti, si fa riferimento a somme di denaro? Le ripeto, a parte i soggetti intercettati non abbiamo ulteriori intercettazioni sul Carroccia. Sto parlando evidentemente di alcune tra le 11 conversazioni che sono state saltate, ovvero sia quelle intervenute tra il Carroccia e la signora Gaglione, tra Vincenzo Senese, classe 77, e la compagna o moglie Esposito. Ok, viene fatto riferimento a somme di denaro, a restituzione di somme di denaro, l'importo spesso non è citato, l'importo esatto in migliaia. Viene fatto riferimento a somme di denaro in che termini? Mi perdoni. Allora, perché io non ce lo trovo il riferimento nelle conversazioni intercettate a somme di denaro, lo trovo rispetto a ipotesi che sono naufragate ab origine circa un coinvolgimento di Vincenzo Senese ipotizzato da voi nella realizzazione di Baffolona Burger. Tra l'altro, ecco, nella conversazione l'affitto viene quantificato in 21.000 euro al mese, non 11. Poi però in 11. Quelle sono le spese fisse di gestione che vengono riferite nel RIT del progressivo 2739.
Ah, eccolo qui poi. Sì, Il un attimo. Vincenzo parla con la compagna e fa riferimento a spese di gestione di 21.000 euro. Questo, io sto guardando quello che lei ha dichiarato in proposito. Dell'affitto invece sono 11.000 euro. Esatto, che sono comprese nei Sì, 21. sono comprese l'affitto. Quindi diciamo 10.000 potrebbe essere il personale, le utenze e quant'altro, insomma, anche gli stessi alimenti che si vendono al ristorante. Ah, quindi lei mi ha chiesto nelle conversazioni, ad esempio con la Gaglione Raffaella, come facciamo a dire che gli incontri erano relativi ad azioni di denaro? Io le ho chiesto se sulla base delle conversazioni si parla di denaro. Non si parla di Non si parla di denaro, per denaro, quello quindi- che ha riferito, si parla di incontri. Di incontri. No, aspetti, però. L'interpretazione di questi incontri volti a corrispondere delle dazioni è stata fatta dagli inquirenti, ma effettivamente si parla solo di incontri, vero? Sì, Maria Calorecchio? sì, E così però è la c'era un risposta, volevo che lo passaggio. ripetesse. Un secondo solo. C'è un precedente colloquio in carcere del 27 gennaio 18 in cui i familiari discutono del tipo di rapporti da intrattenere con Sì. il Carroccia, ma No, al di là ecco, di quello non... un elemento che abbiamo evidenziato in relazione alle brevi conversazioni tra Carroccia, Daniele e Gaglione Raffaella tese a organizzare incontri era l'ultima di queste intercettazioni riportate laddove il Carroccia Daniele manifestava una difficoltà e chiedeva di poter rinviare l'incontro alla settimana successiva. Il 12048 come progressivo, giusto? Questa qui. Lui cerca di temporeggiare per una Sì, settimana. quella del 15 giugno 2018. Sì, del 15 giugno 18, però anche qui non si parla proprio di denaro, si parla di un incontro e lui temporeggia. Esatto, le conversazioni qui sono abbastanza criptiche, assolutamente sì. Cioè, nel senso, sono stata un'interpretazione di conversazioni dove sinceramente di denaro non si parla. Sì, purtroppo non è, cioè purtroppo diciamo in senso generico non è che in genere le conversazioni sono così esplicite, uno cerca di ricostruire dal generale contesto investigativo e dare un senso agli incontri, non per voler creare realtà artificiose, però... Abbiamo dato atto, come la difesa intendeva chiarire, che non si parla in termini espressi di somme di denaro. Non è mai citate... L'interpretazione e delle parti processuali, questo certamente. E si evince da parte del presunto richiedente delle somme di denaro una certa pressione nei confronti del Carroccia oppure no? Vabbè, questa è anche una valutazione, avvocato, Però leggeremo ne sono state fatte molte, adesso Va bene, se lei ritiene di volergliela fare, la Sì, fa. sì, no. io l'ho fatta. Assolutamente, nelle conversazioni la natura degli incontri non emergono elementi di pressione. Senta, lei ha fatto riferimento alla costituzione in un momento successivo, che se mi riesce a collocare temporalmente, di un'ulteriore società per la gestione di un ulteriore locale da parte di Daniele Carroccia. Sì. Noi l'abbiamo documentato anche agli atti del procedimento. Cioè il Carroccia voleva aprire un altro locale? È stato aperto un altro locale con un'altra società e... Vuole indicare gli estremi della Certo, società? guardi, allora Presidente, la società è l'Appia 771, società a responsabilità limitata. Appia? Appia 771, ma ne ha fatto riferimento anche il maresciallo. Eccola qui. Parliamo della sede della società con sede legale e domicilio a Roma, via Appia 771, luogo di esercizio a Ciampino, via dei Laghi numero 12, esercente l'attività di ristorazione con somministrazione, bar e altri esercizi senza cucina, commercio al dettaglio di carni.
Diciamo lo stesso oggetto sociale della Baffolona Burger, più o meno? Sì, sostanzialmente un ristorante. Sì. Mi perdoni, la compagine sociale con cui è stata costituita questa società? Il socio unico della società è Luciani Alessandro. Non ho capito, Luciani? Luciani. Valore nominale 900 euro, 100% del capitale sociale, il Luciani è anche rappresentante legale. Avete acquisito documentazione fiscale e in generale documentazione notarile afferente l'ingresso della famiglia Carroccia, in particolare Daniele Carroccia, in questa società? Questa società non è stata di interesse investigativo, non è stata oggetto di contestazioni. Come siete arrivati a apprendere dell'esistenza di questa società? Non mi ricordo, 4 anni fa non mi ricordo, forse dall'insegna, forse da fonti aperti, però non ricordo come abbiamo visto. Modo, mi perdoni, cioè questa società... Ma noi non abbiamo fatto contestazioni su questa società a me interessa solo ricostruire la vita di Daniele Carroccia. Ah, ok. Poi l'abbiamo documentata anche la costituzione di questa società e agli atti del Tribunale. Però siccome ne ha fatto riferimento anche a lei, io volevo chiederle, in primo luogo, se questa società voi avete accertato da chi era stata costituita, che cosa faceva, se vedeva coinvolto Daniele Carroccia e, visto e considerato che ci stiamo, se aveva qualche interesse investigativo con riferimento alle indagini che stavate svolgendo. Allora, non aveva interesse investigativo, non so, ora, guardi, sinceramente non mi ricordo se qualche mio collega è andato a fare dei sopralluoghi, se emergeva in qualche intercettazione per cui è stata approfondita. Io sinceramente non ricordo, perché poi non è stato oggetto di contestazioni, di accertamenti specifici. Veramente non lo ricordo, se no anche in relazione ad atti di indagine non fatti da me sicuramente le avrei riferito, però non abbiamo posto particolare attenzione su questo soggetto giuridico, che tra l'altro è emerso forse quando le indagini erano già in via di chiusura, tant'è che questa società risulta costituita, non ho qui il dato. Il 24, cioè la società prima, ma la cessione di quote è del 24 settembre 2019. No, guardi, qua vedo che La già cessione primo di quote in favore di Luciani Alessandro? Documento che abbiamo in qualche modo da Luciani Alessandro a Marotta Luigi e Carroccia Daniele. No, già eravamo in un periodo successivo alle indagini, già erano cessate tutte le intercettazioni, già stavamo svolgendo altra tipologia di attività. In sede di redazione dell'informativa è stato recuperato questo dato nell'ambito della definizione del profilo soggettivo del Carroccia Daniele, in quanto è stato rappresentante legale amministratore unico di questa società dal 1 febbraio 2019. Quindi nel tracciare a fine informativa il profilo soggettivo del Daniele Carroccia, ripercorrendo le banche dati, abbiamo indicato questo dato, ma non è stato veramente oggetto di nessuna attività investigativa. Le consta la riconsegna del locale Baffolona Burger di via Tuscolana 969 a decorrere dal 2 maggio 2018, quindi dopo un anno circa di attività? No, questo dato non ce l'ho, ma non ho nessun dubbio a riguardo, insomma, che sia un dato oggettivo. È stato documentato dalla difesa al Tribunale. Le dice nulla il nome della società DNG SRL? Allora, vediamo. Io ho la DNC Consulting SRL, forse questo. D e commerciale, cioè D di Domodossola è commerciale, G come Genova SRL. No, questa no. Se le dicessi che era la proprietaria del locale dove esercitava l'attività di via Tuscolana la Baffolona Burger? No, queste informazioni sì, probabilmente saranno documentate negli atti formalmente acquisiti e nelle visure, però ora a memoria questa società non mi dice nulla. Le dice nulla il nome di Sergio Chiesa?
Onestamente questo nome no. No. Va bene, era il legale rappresentante di quella società che le ho appena Aspetti, guardi, posso fare una... Lei capisce che un lavoro così complesso non è che l'ho fatto tutto io da solo, No, certo. Quindi magari è anche indicato nell'informativa, però... Il nome di questo signor Chiesa, dice, sta cercando? Sì, no, non c'è neanche nell'informativa il signor Chiesa. È stato documentato dalla difesa come per la situazione Rostef. Senta, ci avviamo verso la conclusione. Avete ritenuto di interesse alcune conversazioni intercettate in ambientale all'interno degli istituti penitenziari, dove facevano accesso i familiari di Michele Senese, per quanto attiene la posizione di Daniele Carroccia. Quale indica, avvocato, precisamente? Indico nello specifico... Quella del 27 gennaio 18? Allora, 27 gennaio 2018 sì. E 7 aprile 2018. RIT 5215/17 e stesso RIT allegati all'informativa numero 35. Sì, ce l'ho davanti, ok, mi dica. Ok, in queste conversazioni ci si esprime in modo, diciamo, favorevole nei confronti di Daniele Carroccia o con un po' di risentimento? Oppure con un po'? Di risentimento. Avvocato, mi verrebbe da dire neutro, non so dare un'interpretazione al... Sì, per come lei ha riferito l'altra volta, in quello del 7 aprile Daniele è citato solo in riferimento ad essere il fratello di Mauro, perché si vuole parlare di un rapporto societario tra Senese e Angelo e il fratello di Daniele, quindi diciamo esatto. che Daniele è citato in termini neutri. Poi in questo del 27 gennaio la parte iniziale del dialogo è Senese Vincenzo che rappresenta agli altri presenti il fatto che sia Daniele ad aver insistito con la famiglia Senese per avere diciamo una cointeressenza nell'apertura del ristorante. Aver proposto nel 27 gennaio 2018. È il Senese Morena, questo ristorante lo in località Morena, ma località Morena è sostanzialmente l'Appia 771 che abbiamo visto, Via dei Laghi. Via dei Laghi, che abbiamo visto non avere avuto nessun interesse investigativo, quindi diciamo anche questa ipotesi, per come l'avete tratta voi dalla conversazione, come l'avete esplicitata voi, poi non ha nessuna concretezza, anzi è smentita dalle emergenze documentali. No, nel senso, qui è un ulteriore, in questa conversazione si fa riferimento a questo contesto, viene citato l'attività a Morena e viene citato questo comportamento del Carroccia Daniele che avrebbe insistito per ottenere un contributo da parte del Senese Vincenzo. Questo è obiettivo. Il concetto. Adesso io mi devo difendere dal capo 38 della rubrica. Adesso lei me la riferisce, questa conversazione dove in qualche modo si evidenzia la figura del Carroccia Daniele, una richiesta di intervento economico come riferibile alla località. No, ha ragione, perché poi c'è un passaggio dove parlano di Morena e un passaggio dove dicono il bel locale sulla Tuscolana. Bene, allora c'è un po' di confusione in questa... Loro questo dicono. Bene. Io ritorno alla domanda che le ho fatto prima. Come si esprimono i colloquianti nei confronti di Daniele? Come una persona nella quale nutrono una certa simpatia, oppure lo definiscono testualmente, così tagliamo la testa al toro, una merda? Questo nel colloquio del 27 gennaio? Assolutamente sì, anche il 7 aprile. Di uguale tenore? Sì. Vediamo questo.
Aspetti, non me la ricordo questa. Non se la ricorda. Però se è presente nella... Non le ricordo tutta a memoria, dovrei un attimo rileggerla. Aprile, pagina 912 della sua informativa. Quindi durante il colloquio del 7 aprile? Allegato 35, colloquio 7 aprile. Allora, aspetti, però noi adesso stiamo fermi a quello del 27 gennaio, stiamo parlando. Sì. Quindi in quello, lei dice che questa locuzione che ha accennato lei sta nel colloquio del 27 gennaio? Adesso mi è capitato, no, adesso... questo No, perché così cerco nel punto giusto. Allora, andiamo al 27 gennaio. Ok. Il 27 gennaio si parla di Morena Si parla di Morena e di Tuscolana. e di Tuscolana, con quella confusione che cui hai fatto riferimento prima. Okay. E si parla in particolare di questo fatto che il Carroccia insisterebbe col Senese Vincenzo per voler fare per forza un'attività imprenditoriale con lui, e il Senese Vincenzo specifica che formalmente sarà lui, io gli darò soltanto una mano, e poi viene citato il locale della Tuscolana. Nell'ipotesi in cui questa cosa poteva avere uno sviluppo che poi non ha avuto, si fa riferimento al ricorso a strumenti presso istituti bancari, ad esempio l'accensione di un mutuo? Sì. Allora, in questa conversazione del 27 gennaio, prendendo spunto dalle considerazioni fatte dai presenti che questo rapporto possa portare le forze di polizia a prendersi il ristorante, viene fatto riferimento all'idea di dissimulare l'eventuale cointeressenza di cui abbiamo detto, poi non realizzata, con un mutuo. Maresciallo, si fa anche riferimento a un mutuo da accendere per poi conferire del denaro. Lei aveva riferito questo l'altra volta. Sì, esatto, questo lo stavo ribadendo, nel senso scaturisce dall'idea, però se tu veramente gli dai una mano, le forze di polizia se ne accorgono, vi levano il ristorante, se gli devi dare una mano... Sì, però la domanda era diversa. Era diversa, io le ho fatto riferimento. L'eventuale ingresso della famiglia Senese in attività che erano riferibili al Carroccia, Sì. doveva, nella ipotesi che si era fatta, nelle conversazioni che venivano sviluppate tra i presenti, essere assistito da un mutuo bancario? La domanda è questa. Avvocato, un mutuo bancario chi lo dava? Chi poteva chiedere un mutuo? Non era un'ipotesi... non era un'ipotesi concreta, cioè che veramente veniva pianificato l'accensione di un mutuo. Legga quel colloquio, perché lei menziona un mutuo del quale si parla da accendere per poi conferire il denaro. Sì, e viene fatta... Vincenzo vuole dare, è attratto dalla possibilità di dare una mano a Daniele per creare questa attività, quindi lei lo riporta questo dato? Sì, io infatti questo stavo dicendo, che prendendo spunto dal fatto che questa eventuale collaborazione poteva destare l'attenzione delle forze di polizia, viene suggerita l'eventualità di dissimulare l'operazione con l'eventuale accensione di un mutuo, ma scusi, di questo non c'è. Dissimulare, mi perdoni, nasce da lei, perché io leggo testualmente quanto è stato trascritto. Hanno messo su un bel locale sulla Tuscolana, sto seguendo testualmente. Sì. Mi piace pure la cosa della No, però carne. forse bisogna iniziare un pochettino prima, per capire il senso del mutuo. Adesso, guardi, dopo cominciamo. No, due battute prima. Sì, Maresciallo, ce l'abbiamo e la trasmetteremo. Quindi La vediamo domanda qual è questa. Vabbè, sempre lui, io gli do una mano. Hanno messo su un bel locale sulla Tuscolana. Mi piace pure la cosa della carne, quindi stiamo parlando di questa ipotesi di entrare. Senese Michele, che parla con il figlio e con la moglie, dice: se è poco, fai un mutuo alla banca, 30, 40, 50 mila euro, e investite in questa cosa. Perfetto. Puliti, aspetti, se ti fa avere un mutuo dalla banca, 40-50 mila, se c'è qualcuno che te lo fa avere, e poi iniziare un'attività con lui. Adesso fermiamoci, perché questa parte è fondamentale. Esatto. Siamo al 27 gennaio del 2018.
Baffolona Barger è costituita dal 4 maggio 2017? Sì. Baffolona Barger era già in auge il 27 gennaio del 2018? Sì. Mi può dire come si concilia l'intervento economico dei Senese, visto e considerato che già nel settembre del 2017, come abbiamo visto poc'anzi, venivano richieste le somme di denaro di rientro 2-3 al mese? Abbiamo visto prima. Sì, ma non è che Mi faccia finire. Sì. Da questa conversazione traiamo un qualche elemento che dimostri, anche dal punto di vista delle ipotesi investigative, un coinvolgimento di Vincenzo Senese, classe 77, nell'attività in essere svolta da Daniele Carroccia tramite Baffolona Barger, via Tuscolana 969? Allora, innanzitutto le voglio dire una cosa. Per il discorso del mutuo rileva anche qualche passaggio prima della conversazione che lei ha letto, perché è proprio lì lo spunto che viene tirato in ballo il discorso del mutuo. Comunque il riferimento alla conversazione è chiaro come faccia riferimento eventualmente alla nuova costituenda società, cioè quella di Via dei Laghi, che tuttavia non esclude una cosa, non esclude l'altra. Va bene, ma qui c'è scritto può iniziare un'attività con lui. Io la domanda che le ho fatto, se dal punto di vista logico io l'ho già iniziata, la dovrei proseguire eventualmente un'attività, se avessi dato un contributo economico. Mi dica come si concilia questa conversazione con quanto avete ipotizzato. Io le chiedo questo, se lei mi dà una risposta. Sì, no, le spiego che probabilmente il fatto che venga richiesto un intervento alla famiglia Senese per l'avvio del ristorante di Via dei Laghi non esclude a prescindere che ci sia stato un intervento per il precedente ristorante, cioè non è una circostanza che esclude. Tuttavia di valutazioni certo. faremo. Le fonti da cui voi avete tratto i vostri convincimenti li ha citati e li ha indicati, li ha citate e li ha indicate in queste conversazioni. Poi noi ce le abbiamo, le conversazioni le leggeremo. Poi le ripeto, eravamo comunque in una fase conclusiva delle indagini, perché diversamente eventualmente si poteva valutare un'ulteriore contestazione anche su Appia 771, però non avevamo ulteriori elementi per. Parliamo delle cose contestate, non di quelle contestabili. No, per dire che eravamo ormai alla fine qui. Eravate alla fine. Prego, avvocato. Adesso le chiederei di, sempre nell'ottica di dare un senso a quanto voi avete ipotizzato, di concentrare la sua attenzione sul RIT 1531 del 2017, progressivo 32906, 24 agosto 2018. Pagina 822 dovrebbe essere della sua informativa. Senese Vincenzo ok, sì, ce l'ho. E gli dice che Angelo aprirà un ristorante di pesce. Sì. Okay. In questa conversazione, che è successiva quindi all'apertura di Baffolona Burger, voi rappresentate come Senese Vincenzo, classe 77, esprima rammarico per non essere entrato in affari con i Carroccia. Come me la può conciliare con quanto ha rappresentato in altre parti della sua informativa? Non ho capito la domanda. La domanda è il 24 agosto del 2018, sì. Nell'informativa, io non sì, è sì, una... No, legga. Che cosa diceva? Leggo testualmente, in questa conversazione Senese Vincenzo esprime rammarico, senza nascondere rammarico, per non essere entrato in affari con i Carroccia, sia Mauro che Daniele, il plurale c'è. Questo nella valutazione conclusiva? Cioè io chiedo di renderla conciliabile con il resto, tutto qui. Sì, perché francamente per come leggo il tema della conversazione da lei riportata,
vedo che Senese Vincenzo, classe 77, racconta a Giuliano che Angelo aprirà un ristorante di pesce. Sì. E si duole del fatto che è stato Vincenzo stesso a fargli fare amicizia con i Carroccia ad Angelo e quindi a essere stato estromesso da questa attività che riguardava siccome il la pesce. mia contestazione è di aver collaborato con Senese Vincenzo, io chiedevo contezza di questo rammarico, come si conciliasse con un intervento economico. Sì, si concilia che qui stanno parlando di Baffo 2 Fish, in cui non c'è stato un intervento... quello della carne. Certo, e e poi c'è allora stato... si fa riferimento al plurale ai Carroccia, visto e considerato che in apertura della sua testimonianza oggi mi ha detto che Daniele Carroccia non ha nessun ruolo nel Baffo. Sì, mi sembra chiaro, leggendo la conversazione, il Senese Vincenzo ribadisce di avere un'amicizia con i fratelli Carroccia e si rammarica di non aver fatto ingresso nel ristorante di pesce Baffo 2 Fish, il che, come le dicevo anche in quell'altra occasione, un'operazione non esclude l'altra e l'aver fatto un'operazione non implica di dover fare tutte le altre insieme. Ma avrà un senso la circostanza che questa conversazione interviene il 24 agosto del 2018, quando sono in auge tutte e due, Baffo 2 Fish e Baffolona? No, Baffo 2 Fish non è mai stata in auge. Baffo 2. Ah, Baffo 2. Rileva il fatto che stanno parlando di Baffo 2 Fish e che Senese si rammarica di non essere entrato nell'attività di Baffo 2 Fish e avere invece lasciato la strada spianata al Senese Angelo, tant'è che il Senese Angelo con Baffolona Burger e le altre attività non c'entra assolutamente nulla. Quindi, scusi, il Senese Vincenzo cosa c'entra? Io sto dicendo, in questa conversazione è semplicemente un rammarico del Senese Vincenzo per non essere entrato direttamente a qualsiasi titolo di fatto in Baffo 2 Fish e di aver lasciato questa esperienza imprenditoriale allo zio Angelo, ma questo non esclude eventuali altri interventi. Cioè qui stiamo parlando di Baffo 2 Fish. Però mi perdoni, allora mi dice come fa, ribadisco la domanda, mi perdoni, forse è un limite mio che... No, mi dica. Ma questo è determinato dal Parkinson incalzante, però voglio dire, lei fa riferimento ai Carroccia, al plurale. Dico, mi perdoni, in apertura del suo intervento oggi, lei mi ha chiarito in modo categorico. Sì, ma io glielo ribadisco perché qui se noi la leggiamo, Senese Vincenzo dice sono amici miei e ho fatto entrare Angioletto in quell'attività. Allora, ma stanno parlando di quell'attività. Allora mi dica semplicemente se in Baffolona Burger Angioletto ha qualche ruolo. Non c'entra niente, infatti, l'ho ribadito anche io. Va bene, andiamo al 7 aprile del 2018. Conversazione all'interno del carcere. Sì. 912 della vostra informativa. Sì. Senese Michele, Gaglione Raffaella. E Senese Santina, figlia del... Parlano dell'intenzione di Angelo di prendere il finanziamento, ci sono problemi burocratici. Ah, ecco, qui c'è la locuzione in cui faceva riferimento prima, ora ci siamo. L'ha trovata? Sì, sì, ok. Quindi Daniele Carroccia è una merda. Dice che il paragone è tra la figura di Daniele e la figura di Ugo. Daniele sarebbe la merda e Ugo sarebbe quello buono, in quanto quando c'era Daniele in quel ristorante pagavano, quando è arrivato Ugo non pagano più. Ok. Questa risale al 7 aprile del 2018. Esatto. È nemmeno un anno che Baffolona Burger opera. Sì. Bene. Senta. Adesso, scusi Presidente che ho quasi finito, avete potuto effettuare dei servizi di osservazione, pedinamento e controllo che abbiano potuto accertare anche un solo accesso di Vincenzo Senese, classe 77, presso il locale di via Tuscolana 969? No, attività di osservazione no.
Vi constano conversazioni nelle quali Vincenzo Senese, classe 77, evidenzi di non aver nemmeno visto il locale quando questo era già in auge da un po' di tempo? No, anche perché dal tenore di un colloquio, se non sbaglio proprio quello del 17 gennaio, era stata evidenziata proprio l'opportunità che nessun membro della famiglia Senese si facesse vedere presso i ristoranti. E quindi che risposta è rispetto a questo? Che non c'è andato nessuno. Non c'è andato nessuno. Non ci risulta elementi che siano andati Quindi non c'è nel andato ristorante. nessuno a vedere il locale, posso darlo per scontato senza che insisto sulla conversazione? Non possiamo documentare una situazione del genere. Bene, senta, è stato accertato che in qualche modo la famiglia Senese o qualche suo componente abbia avuto un accesso presso il locale di Morena, anche solo per visionarlo? No, anche perché, le ripeto, il locale di Morena ormai eravamo in una fase dove le attività non erano praticamente più in corso se non in maniera residuale. Erano chiuse. Avete accertato se per caso per il locale di Morena siano stati aperti mutui? No, le ripeto, il locale di Morena è intervenuto in una fase in cui le indagini erano in conclusione e non è stato oggetto di accertamenti, tantomeno di accertamenti bancari. La stessa risposta mi può dare per Baffolona Burger? Per Baffolona Burger, riguardo agli accertamenti bancari, non sono stati eseguiti accertamenti di natura contabile, anche perché comunque non aveva rilevanza quelle che erano le vicende bancarie, visto la natura di un eventuale finanziamento, e non è stato oggetto di attività di approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette. Sì, mi perdoni, però sulla base dell'informativa l'idea era che si dovevano spendere 21.000 euro al mese. L'idea era? Che si dovevano spendere 21.000 euro al mese. Si doveva No, spendere 21.000 euro al mese, sì, le spese di gestione. 11.000 euro di affitto e 10.000 per la aspetta, gestione mi scusi, corrente. ma questa è una cosa che dice Senese Vincenzo e che noi non è che l'abbiamo fatta propria o che abbiamo quantificato, strutturato un business plan della Baffolona Burger. È una cosa che dice Senese Vincenzo e che poi per noi lascia anche il tempo che trova, insomma. Sì, appunto, ma una certezza ce l'abbiamo però, che Daniele Carroccia in una conversazione fa riferimento al contratto di affitto a quanto ammonta. Sì. 11.000 euro. Sì. Sì. Avete fatto qualche tipo di accertamento su come veniva pagato il contratto d'affitto e a chi? No, le ripeto, perché per noi quelle che erano le vicende gestionali di Baffolona Burger non interessavano e non sono oggetto del capo di imputazione, cioè in che modo pagasse, se pagasse con assegni, se pagava tutti i mesi, non l'abbiamo... Avete fatto qualche tipo di accertamento sulla consistenza economica del nucleo familiare di Daniele Carroccia? No, assolutamente. No. Avete potuto verificare, o meglio, è l'ultima domanda veramente che le pongo, sulla base delle intercettazioni Daniele Carroccia aveva rappresentato la possibilità anche di aprirlo da solo questo locale? Questo non mi ricordo. Se lei mi dà un'indicazione in qualche intercettazione... Qual era la domanda, mi scusi? La domanda, ed è l'ultima domanda, le chiedo scusa, ho finito. Se Daniele Carroccia nel corso delle conversazioni intervenute con Vincenzo Senese, classe 77, aveva manifestato comunque l'intenzione di aprirlo da solo il ristorante di via Tuscolano. Le do il RIT. Ah sì, grazie. No, più che altro il progressivo. Allora, il progressivo sarebbe il 7228 RIT 1531 del 2017. A posto, ho trovato. Intercettazione 12 giugno 2017. Le leggo il passaggio. Sì. Ho detto fammi sentire.
se no io sono già convinto, io vado da solo. È Daniele Garroccia che parla. Sostanzialmente l'intercettazione fa riferimento agli 11 sacchi, 11.000 euro a via Tuscolana. Sì, sto cercando un attimo questo passaggio. Sì, in questa conversazione il Carroccia Daniele manifesta che comunque secondo lui il locale idoneo è quello che ha visto, se Senese Vincenzo lo può accompagnare a vederlo, se no intanto lo va a vedere Carroccia Daniele da solo. No, aspetti. Mi perdoni, perché poi c'è un limite a tutto sulle interpretazioni. Parliamo bene, perché hai capito com'è? No, io ti ho chiamato prima, stanno parlando del locale di via Tuscolana, no, evidentemente? Sì. Fammi sentire, se no io già sto convinto, io vado da solo. Sì, perché c'ha l'appuntamento il pomeriggio. Infatti dice a Senese Vincenzo, io c'ho appuntamento di pomeriggio. Ho detto, mo chiamo Vincenzo, casomai per andarci insieme. A quel punto, successivamente, Senese parlano della questione. Ecco, lei dice che vado significa proseguo nell'investimento da solo. Io invece poi valuterà il giudice, poi valuterà insomma il giudice se questo vado è riferimento all'appuntamento per il pomeriggio o il vado sia da riferire alla prosecuzione dell'investimento. No, ma io vado avanti perché questa è un'intercettazione. È venerdì, io domani ci vado a parlare, hai capito? Volevo sentire, perché se è che lo famo è una cosa, se invece lo devo fare io è un'altra cosa, in due maniere diverse, hai capito? Esatto, quindi qui lei è d'accordo che il vado significa vado a vedere il locale, non vado a fare l'investimento? Può dire anche noi romani, anche lei è romano, no? Sì. Lo sa come parliamo male, vado vuol dire pure lo faccio. Sì, però qui stanno proprio a parlare di andare fisicamente il pomeriggio che c'è l'appuntamento. Presidente, mi scusi, però qua stiamo adesso interpretando le parole e questo lo deve fare il Tribunale poi, nessuno di noi lo deve fare. Ma infatti io non mi ero... Però la difesa in questo modo lo ha voluto evidenziare, evidenziando anche una diversa lettura che è plausibile in questi termini. Certo, e voglio dire, io qua c'è scritto... Se invece lo devo fare io, è un'altra cosa, in due maniere diverse. Hai capito? Sì, e qui sono d'accordo con lei, perché ovviamente domanda. È comunque il progressivo 7228 del RIT 1531 12 giugno, giusto? Va bene. Va bene, allora prima di passare al controesame di un'altra difesa, per chiarire alcuni punti. Sì? È saltato il collegamento? Ah, perfetto. Allora, aspettiamo che si ripristini. Che cosa? È 12 giugno 17, progressivo 7228, RIT 1531. Adesso è andata via totalmente il
collegamento? Io non vedo. Ci sentono negli istituti? Ah, ecco, sì. Ci sentite? Negli istituti penitenziari dove sono allocati i detenuti in videoconferenza? Ci sentite? Ci sentite ma non ci vedete. Va bene. Ecco, mi pare si sia ripristinato anche il collegamento video. Ci vedete? Sì, ci vedete, giusto? Sì, benissimo. Penso un po' tutti perché il collegamento pare complessivo. Va bene. Allora, un piccolo approfondimento sulla posizione Caroccia, la dottoressa Natoli voleva fare. Mi scusi, volevo sapere più in generale sui rapporti tra i Senise e la famiglia Caroccia, se Palmieri Rosetta aveva dei legami con i Senise? Che io sappia no. No. Non lo escludo a prescindere, però mi sento di risponderle che non ci sono rapporti per come evidenziati dalle indagini. Ho capito. Va bene, d'accordo, grazie. In particolare Palmieri Raffaele non è mai entrato nella vostra No. indagine. Grazie. Va bene, allora procediamo con il prossimo controesame che è svolto da chi? Presidente, se fosse possibile per Piancatelli, perché sono pochissime domande, Avvocato così Barone, lascio spazio. Prego, Sì. prego. Grazie. Difesa Piancatelli. Grazie, buongiorno. Maresciallo. Avvocato Paolo Barone per Piancatelli Lucia. Buongiorno Maresciallo. Buongiorno. Allora, io le rammento intanto che Piancatelli, come lei sa, risponde dei capi 39, 40 e 41 dell'imputazione. Vorrei da lei qualche precisazione, perché lei all'udienza del 15 febbraio 2021 aveva riferito che la Piancatelli e la Daloisi sono risultate formalmente intestatarie della società Oro Bianco, circostanza che vorrei comprendere. Lei l'ha presa dalla visura camerale? Sì, ora recuperiamo la visura camerale, la collochiamo temporalmente e la rievidenziamo. È il Mastro Santi che in una serie di conversazioni cerca di intrattenere appuntamenti per formalizzare la costituzione di questo caseificio Oro Bianco SRL. Esatto. Del maggio 2018 all'incirca. Sì. Allora, innanzitutto abbiamo allegato all'informativa una visura, perché è importante collegare temporalmente anche gli atti a cui facciamo riferimento. La visura è del 25 giugno 2019. Alla data del 25 giugno
19. L'interrogazione alla banca dati della Camera di Commercio restituisce in relazione al caseificio Oro Bianco un capitale sociale di 110.000 euro ripartito tra i soci D'Aloisio Emilia 40% del capitale sociale, valore nominale delle quote 44.000 euro, e Piancatelli Lucia 60% delle quote, valore nominale 66.000 euro. Di quando è esattamente il conferimento del capitale? Quindi nasce così questa società oppure di qualche anno prima? Mi scusi? Dico, di quando è la posizione di Piancatelli Lucia con il 60% delle quote? È perché la società è nata all'inizio così, all'atto della Costituzione c'era questo riparto di quota, oppure è un qualcosa che interviene successivamente? Allora, andiamo nella sezione trasferimenti di quote. D'Aloisio Emilia ha acquistato le proprie quote da Di Domenico Giovanni in data 30 giugno 2017, nonché da Di Domenico Stefano in data 30 giugno 2017, nonché da Di Domenico Giovanni in data 30 giugno 2017. Insomma, l'attuale composizione del capitale sociale si evince da alcune operazioni di compravendita del 30 giugno 2017. Quindi diciamo così, la data da cristallizzare è questa, 30 giugno 2017. Sì. Voi avete avuto modo di accertare in che modo è avvenuta l'acquisizione della quota da parte della Piancatelli, o è soltanto questo dato, diciamo, che mi ha appena indicato, questo dato temporale? Noi abbiamo evidenza di questo acquisto di quote dagli atti riportati in Camera di Commercio, cioè questo atto del 30 giugno 2017. Ok. Lei ha avuto modo di verificare nel corso delle indagini come la signora Piancatelli sia stata cooptata dai presunti gestori di fatto della società? Mi scusi, avvocato, non l'ho sentita. Aspetti, la provo così. Lei ha avuto modo di verificare durante le indagini come la signora Piancatelli sia stata cooptata dai presunti gestori di fatto della società? Ovviamente se è stata cooptata da loro? È stata portata... Non ho capito. Cooptata, chiamata. Sì. È stata scelta, diciamo esatto, così. È stata scelta, lo so. Va bene. Okay, allora, dal telore delle intercettazioni sembra che la scelta sia stata rimessa ad un'altra figura, quella di Carrara Silvana, in quanto era indifferente per gli altri imputati la scelta della persona, anzi, a dire il vero, forse non era neanche troppo gradita, come si evince dal tenore di alcune intercettazioni. Senta, dunque, Marcello, lei non so se ha avuto modo di leggere l'interrogatorio della signora Piancatelli. La Piancatelli ha dichiarato, però, durante il corso dell'interrogatorio di garanzia, che lei aveva lavorato e lavorava ancora per un lungo periodo di tempo. Allora o acquisiamo il verbale di interrogatorio quando è il momento, oppure sentiamo quello che ha detto la signora, insomma. La sentiremo, ma intanto diciamo, può essere utile un'anticipazione di linea difensiva in questa sede e cercare quindi di capire che cosa la difesa vuole introdurre alla luce di un atto che comunque nella sua disponibilità e il cui contenuto può riportare anche come presupposto della domanda. Prego, Avvocato. Grazie, Presidente. Dicevo, la signora Piancatelli, e questo soltanto il punto, dice che ha lavorato come dipendente presso la società Oro Bianco per alcuni mesi e poi, appunto, nel verbale di interrogatorio lei dà una spiegazione del perché si era ritrovata, diciamo, per i crediti che avanzava dall'attività lavorativa ad essere intestataria. Lei questo ha avuto modo di verificarlo, a prescindere quindi dalle dichiarazioni dell'imputata, che potrebbero essere interessate, ovviamente. Cioè la difesa intende sostenere che era un prestanome nella sostanza? Sì, praticamente sì, però appunto per quello che è effettivamente accaduto, cioè nella sua vicenda di soggetto dipendente, è una cosa diversa. Sì. No, questo non l'abbiamo verificato, anche perché abbiamo sempre il problema che
Ecco, le nostre informazioni al riguardo le desumiamo quando rilevano dall'anagrafe tributaria che, alimentandosi con le dichiarazioni, spesso ha un ritardo dell'anno d'imposta rispetto al momento in cui viene dichiarato, quindi alcune informazioni nell'immediato non sono disponibili. Poi tra l'altro io non ho letto l'interrogatorio di garanzia, quindi queste vicende non le conosco. Senta ancora, Maresciallo, dalle indagini, torniamo al punto di partenza, dalle indagini è emersa mai una conoscenza tra la signora Lucia Piancatelli e rispettivamente i due soggetti interposti, cioè vale a dire Senese e Mastrosanti? Oltre ad intercettazioni, guarda, il largo raggio operativo, cioè intercettazioni, attività di OCP. Io ho il dato oggettivo che quando dovevano interloquire con la signora si rivolgevano a Carrara Silvana e questo induce a ritenere che non la conoscessero direttamente. Peraltro mi pare che la Piancatelli nemmeno viene reperita immediatamente quando occorre formalizzare l'attività per la quale è chiamata, mi pare che si faccia riferimento ad Aloisio. Sì, perché per le operazioni di trasformazione sociale servivano entrambi i soci, ad esempio per aprire un conto corrente bastava il rappresentante legale e quindi Aloisio. Era la D'Aloisio, la D'Aloisio, sì, la D'Aloisio. Esatto. Senta, ci sono chiamate dirette della Piancatelli con Senese e Mastrosanti? No. Ricordo che nelle intercettazioni transitavano su, ad esempio, l'utenza del Marco Suraci che poi riferiva le indicazioni. Lei poco fa mi ha detto che la signora veniva contattata da Silvia Carrara. Le risulta se è stata anche contattata da un commercialista invece? In questo caso, non ricordo il nome di battesimo, Pupparo Italo. A memoria non ricordo, posso verificare. Ovviamente noi non avevamo sotto intercettazione Pupparo né tantomeno la signora Piancatelli, quindi conversazioni dirette non possiamo avere contezza. Non mi ricordo se in qualche occasione è subentrato nella conversazione per dare indicazione. Se lei mi può aiutare possiamo verificare. Allora, Mastrosanti parla con Pupparo nelle conversazioni del 29 maggio 18 e del 1 giugno 18, progressivi 1917 e 2774. Si parla della scelta del notaio, il pagamento del corrispettivo e quant'altro. Diciamo, il tutto è gestito tra Pupparo e Mastrosanti. È proprio questo che volevo fare emergere. Ma l'aveva fatto già emergere l'operante? Sì, io non ho contezza di colloqui diretti. Ok. Senta, nel capo di imputazione 40, cioè per intenderci l'acquisto da parte di Piancatelli e D'Aloisio in qualità di socio della Oro Bianco della titolarità dello stabilimento di Pontinia, quello denominato quello di Via Marittima, Terre Pontine, esatto. Le domando, per la cessione di quelle quote è stata necessaria la presenza della Piancatelli e soprattutto è stata contattata? Lei fa riferimento a quale data? Mi scusi, al giugno 2018? Sì. Il giugno 2018 c'è stato l'aumento, nel giugno 2018 c'è stata la cessione di l'acquisto di ramo d'azienda. In quel caso era necessario soltanto l'amministratore perché non era un'operazione che incideva sul capitale sociale, quindi occorreva l'intera compagine. Essendo comunque un atto di gestione aziendale era necessaria la firma del socio amministratore e non anche dell'altro socio non amministratore. Lei effettivamente, Maresciallo, questo lo ha detto precisamente proprio a foglio 34 delle trascrizioni dell'udienza a cui facevo riferimento.
Quest'oggi però con la mia domanda... come delegata della Biancatelli che non veniva reperita, previo pagamento di somma. Io volevo chiarire questo passaggio, cioè se effettivamente, essendoci andata, le l'ha detto la signora D'Aloisio, che era l'amministratrice, la domanda è se vi risulta che sia stata contattata o se la signora D'Aloisio è andata con qualche delega di qualunque tipo da parte della signora Biancatelli. Aspetti, non ho sentito, però forse prima c'è da precisare un'altra situazione, che le operazioni a giugno sono state due, c'è stata la cessione di ramo d'azienda e in quella era necessaria anche solo il rappresentante legale, l'amministratore. Poi ci voleva anche la Biancatelli, maresciallo. Poi c'è però l'aumento di capitale, per l'aumento di capitale lì è necessario la presenza di tutti quanti i soci. Posto questo, in quale operazione... L'aumento di capitale è il cambio di denominazione in cui occorre eliminare la parola dei fratelli di Domenico. Ok. E mi può ripetere esattamente la domanda perché l'ho sentita proprio piano piano. Sì, no, semplicemente se praticamente risulta oppure no che nell'occorso praticamente la signora D'Aloisio, che era l'amministratrice, si sia in qualche maniera rapportata con la Biancatelli oppure no, e soprattutto che non esista alcuna delega, solo una conferma che è negativa. Le confermo che non essendo stata sottoposta a intercettazione né la Biancatelli e né la D'Aloisio, i contatti tra i due non sono stati rilevati nel corso dell'indagine, eventuali contatti tra le due. Alla stipula dell'atto, materialmente voi dall'atto, cioè che avete raccolto nella fase dell'indagine, così chiudiamo questo tema di prova, mi conferma che è soltanto data la presenza della signora D'Aloisio in quanto amministratrice? Ci dovrebbe essere anche la Carrara con una assunta delega dell'altra, della Biancatelli, o no? È così. Quindi è la Carrara che, non reperita la Biancatelli, si propone, previo compenso, di rappresentarla con una delega. Io non posso dirlo, ma è quello che vorrei... no, ma l'ha detto lui l'altra volta. E io lo confermo. Sì. Ecco, soltanto se me la conferma con circostanza, ok. Il capo 41 sarebbe invece l'acquisizione della quota di capitale sociale caseificio Oro Bianco, giusto? No. Cos'è? Tecnicamente è un aumento di capitale questo? C'è stato un aumento di capitale e una cessione di ramo d'azienda. Questi due atti. Lei a quale fa riferimento? Quello per cui risulta pagata la quota di 70.000 euro. Ok, quello è l'aumento di capitale sociale. Esatto. È quello di cui abbiamo parlato adesso, no? L'aumento di capitale. Sì. E il cambio di denominazione togliendo i fratelli di Domenico. Esatto. Okay. Mi conferma che lì è stata sostituita la Biancatelli dalla signora Carrara? Sì, confermo. Ok. Senta, nella predisposizione della delega, mi conferma che la delega venne, diciamo così, architettata, operata da Mastro Santi con l'aiuto del commercialista, insomma, non vi partecipò la signora Biancatelli? Confermo. Anche perché dalla partecipazione della Biancatelli non ci sarebbe stato bisogno di architettare nulla, perché la signora Biancatelli avrebbe potuto firmare, redigerla. Ecco, con riferimento alla posizione di Biancatelli Lucia, le risulta che siano state pagate delle indennità, degli emolumenti, un una tantum per questa attività oppure no? Per la Biancatelli, Allora, direttamente no, però quando la Silvana Carrara si propone di sostituire la Biancatelli lo fa per un compenso. Di conseguenza, se non è una mia interpretazione, ritengo che anche la Biancatelli abbia percepito un compenso. Ecco, su questo mi rifaccio sempre però all'interrogatorio. Siccome la signora Biancatelli, al contrario della signora Carrara, lavorava all'interno del caseificio, lei questa circostanza, se c'è, vale a dire, se quei pagamenti, quegli emolumenti attenessero all'attività lavorativa svolta piuttosto che al ruolo societario, non ci sa distinguere? No. Un'ultima cosa. Quindi la Biancatelli lavorava come dipendente, diciamo, in questo Sì. servizio.
caseificio. Dunque, dicevo, un'ultima domanda e ho finito. Quando Carrara Silvana, nel corso diciamo del suo esame, maresciallo, lei dice, un attimo fa in pratica l'ha ribadito, dice che avrebbe detto di essere in difficoltà economiche e si dichiara disposta a svolgere questa funzione di formale delegata della Piancatelli a presenziare all'assemblea dei soci, purché ciò avvenga previa corresponsione e un pagamento. Questo è quanto lei ha detto. Questa è la Carrara che lo dice. La Carrara, esatto. Questo è quanto si legge a foglio 38 delle trascrizioni. Sì. Le domando, avete avuto modo di accertare se effettivamente Carrara abbia mai avuto poi un contatto con la Piancatelli per proporsi e quindi scansare l'una rispetto all'altra? E quindi scansare la Piancatelli e prenderne il suo posto, cioè c'è stato un seguito, questo intendo dire. Al momento dell'aumento di capitale? Sì. Ripeto che non avendo sotto intercettazione né la Carrara né la Piancatelli non c'era modo di rilevare questo contatto. Sì, anche se lei evidenzia nel progressivo 3763 del RIT 292518 che interviene tra Mastrosanti e Pupparo, che sono loro a preparare la delega in favore di Carrara Silvana. E confermo. La Piancatelli non... Sì, no, questo infatti l'avevamo detto che è stata preparata senza la cooperazione. Sì, no, ma questo l'avevamo detto prima, sarebbe foglio 39. Sì. Un'ultima domanda e ho finito e mi metto seduto. Se lei per ragione del suo ufficio ha mai conosciuto la signora Piancatelli Lucia, diciamo nel suo passato, insomma, giudiziario, penale, eccetera, se abbia mai potuto avere contatti con i personaggi interposti? Allora, la signora Piancatelli è stato oggetto di diverse notifiche da parte del comando, però io non ho preso parte personalmente né nessuno mi ha riferito circostanze particolari dai contatti con la Piancatelli. Ok, la ringrazio e ho finito. Grazie a lei. Grazie. Allora, una piccola precisazione sempre sulla posizione Piancatelli da parte della collega. Scusi, e invece tra Piancatelli e D'Aloisio c'erano legami? Non saprei riferire a riguardo. Perché risultavano abitare tutte e due in via dei Pampini 7? No, quella è la sede della società. Della società. E invece via Arnaldo Canepa 40 e via Arnaldo Canepa 20? Aspetti che... via Arnaldo Canepa dovrebbe essere, guardi, io ho una memoria rispetto a quando ho pianificato l'operazione di esecuzione della misura, quindi i luoghi dove sono andati ad eseguire la misura nei confronti della Piancatelli e della D'Aloisio. Però non... aspetti, forse vedo in quest'altro atto. Guardi, non ho con me gli atti di residenza e a memoria non ricordo gli indirizzi. Ricordo però via dei Pampini che è la sede della società, la sede legale. Va bene, grazie. Allora andiamo avanti con un'altra posizione della difesa. Chi vuole svolgere? Abbiamo Spigarelli, Leto, Gaito, Febbraro, Marino, Pecoraro, Giovannetti. Pecoraro? Sì, certo. Se può indicare, avvocato, anche l'udienza. Presidente. Ah, quindi dà lo spazio a un altro collega, va bene, a chi?
Sì, quello di Gregorini. Mi scusi, avvocato, lei è per? Gregorini Emanuele, Presidente. Quindi posizione avvocato Giovannetti? Sì. Sì. Intervengo in relazione al capo di cui al numero 53. Senta, può anche indicare l'udienza cortesemente nella quale sono state rese le dichiarazioni in esame in riferimento al Gregorini? Lo ricorda? Credo 8 marzo, Presidente. All'udienza dell'8 marzo, va bene. Grazie. Prego. Senta Maresciallo, io volevo sapere in relazione alla posizione del Gregorini. Sono state svolte delle attività tecniche che hanno interessato le utenze telefoniche del Gregorini o comunque riferibile a questa persona? No, non sono state effettuate attività di intercettazione. Va bene. Senta, con riferimento ai fatti di cui al capo di imputazione, e parliamo quindi di questa supposta rimessa di 1.200 euro su questa carta PostePay, sulla base di quali elementi investigativi questa carta di titolarità di Tota Vanessa è stata attribuita in uso al Gregorini? Dovrebbe essere il progressivo 11074 del RIT 5003. Vengono indicati nome e cognome per fare il money transfer, giusto? No, No. PostePay, un trasferimento su una carta PostePay, Presidente. PostePay, va bene. Allora, in particolare parliamo della PostePay 4023 691 51 94 502, intestata appunto a Tota Vanessa. Abbiamo ricondotto innanzitutto un legame tra Tota Vanessa e Gregorini Emanuele da una serie di circostanze presenti in banche dati. Prima di tutto, da accertamenti SDI, la stessa Vanessa si dichiara cugina di Gregorini William in sede di denuncia. Gregorini William, per quanto non accertato il legame di parentela con Gregorini Emanuele, risulta comunque risiedere nel medesimo indirizzo, cioè via Giovanni Prati numero 43. Inoltre l'utenza telefonica del Gregorini, non sottoposta a intercettazione ma comunque rilevata in contatti telefonici con gli altri imputati, risulta parimenti intestata a Tota Vanessa. Di conseguenza, posto che al momento dell'intercettazione in cui viene fatto riferimento alla ricarica della PostePay il senese Vincenzo si trovava in compagnia del Gregorini, il fatto che sia stata utilizzata una PostePay intestata a Tota Vanessa induceva a ritenere appunto un'operazione intercorrente con l'ausilio del Gregorini Emanuele. Senta Maresciallo, allora nell'informativa esprimete tutto questo in termini dubitativi, con l'utilizzo del condizionale. Adesso in questa sede, nella sede dibattimentale, il condizionale sparisce, diventa una certezza. Allora, i dati, ci dà contezza perché di i dati che le ho riferito adesso sono dati certi, che derivano dalle banche dati, l'intestazione della PostePay, l'intestazione della utenza telefonica, i dati presenti in banca dati SD sono dati oggettivi, ma come vede poi quando abbiamo parlato dell'effettiva riconducibilità, qui ho usato comunque il condizionale perché il dato oggettivo è questo, di Tota Vanessa e del legame tra Tota Vanessa ed il Gregorini. Allora io vorrei che emergesse in questi termini, che è sicuramente un elemento di carattere deduttivo e non c'è certezza. Allora continuiamo ad usare... Ha riferito le fonti da cui poi ha tratto la sua valutazione, la valutazione in sé è inutilizzabile, le fonti invece sono dati precisi e circostanziati. Sì, però Presidente, io facevo questo rilievo di carattere, non è soltanto nominalistico, di carattere formale, ma nel momento in cui abbiamo sentito il Maresciallo, sì, non ha utilizzato il condizionale, che
che il d'altra Tribunale parte... discerne le valutazioni dai dati, quindi su quello voglio Sì. dire è un'opera nostra di valutazione dei dati offerti. Però sull'utilizzo di questa carta da parte del Gregorini, io vorrei che fosse contestualizzato tutto questo e espresso in termini dubitativi da parte del maresciallo. Poi, Sì, comunque ha indicato i dati, lui ha riferito che in termini, il condizionale l'ha utilizzato per l'ipotesi investigativa, poi tradottasi in capo di incolpazione, i dati però sono oggettivi e li ha riferiti per quello che sono, quindi possiamo andare avanti con un'altra domanda. quindi maresciallo, c'è un riscontro documentale dell'utilizzo di questa carta, o meglio della provvista di queste 1.200 euro su questa carta? Cioè come sia stata poi utilizzata? Sì, esatto. Rispetto alla provvista realizzata di queste 1.200 euro. Dovrei tornare sugli accertamenti bancari. Sicuramente il dato sull'utilizzo è contenuto poi in tutta la documentazione relativa agli accertamenti bancari che è stata poi prodotta in allegato. Ora, non avendo con me questa documentazione, non posso andare a riscontrare sulla PostePay quali operazioni abbiano fatto seguito a quella ricarica. Al momento non sono in grado di riferirle, se non con un'attività un po' laboriosa. Se lei ha il dato, io magari posso comunque confermarglielo sulla base di altri elementi in mio possesso. No, io non ho trovato nessun dato, maresciallo, negli allegati. Ok, comunque l'utilizzo della carta è stato oggetto poi di accertamenti bancari che tra l'altro sono stati esperiti testualmente in allegato. Che qua sono praticamente nella documentazione allegata alla notazione redatta dalla squadra mobile riportata in allegato 654 della nostra informativa, che riepiloga tutti gli accertamenti bancari. Andiamo avanti con un'altra domanda, Avvocato. Presidente, non ho altre domande. Va bene. Va bene, allora possiamo andare avanti con la posizione di chi? Avvocato Pecoraro per Leone? No, Antonio Sorrentino. Mi scusi, Sorrentino. Sì. Può indicare cortesemente l'udienza in cui è stato fatto all'esame della sua posizione? In varie udienze. Va bene, allora se vuole indicare le prime domande a quali udienza si riferiscono. Ci fa una non è facile perché vado per bene, temi e avanti. non necessariamente... Non si preoccupi, vada avanti secondo il suo ordine logico. Allora, delle prime domande, un po' di ordine generale in ordine a la figura di Vincenzo Senese, visto che avete fatto delle valutazioni
sullo stesso, le chiederei insomma di specificarle con elementi di fatto effettivi. Le chiedo, le risulta dove vivesse Vincenzo Senese a Roma? Sì, Dove presso viveva? l'abitazione sita a Roma in via Pazzano numero 179, Che zona è? Morena. Morena. Credo insomma il Tribunale conosca Roma, ma si tratta Vabbè. di un quartiere prestigioso di Roma o di Allora, una Senese una zona periferica? è una zona periferica residenziale. Sì. Le risulta che il Senese Vincenzo avesse disponibilità, non so, di imbarcazioni, o le No. risulta che qualche volta insomma si faceva portare in barca da Antonio Sorrentino? Ci sono delle intercettazioni da cui si parla di gite in barca fatte con terze persone, tra cui almeno in un'occasione, forse in Sardegna, con Antonio Sorrentino. Molto spesso il Senese Vincenzo risulta girare per l'Italia. Che mezzi di trasporto utilizzava? Usava jet privati, aerei, oppure viaggiava in treno? Come si spostava? Generalmente in automobile o in treno. Quando in particolare si recava a Milano, si noleggiava auto di lusso oppure chiedeva in prestito la macchina, magari la 500 della figlia di Sorrentino al Sorrentino Alvestiti? Raggiungeva Milano generalmente in treno e poi gli venivano messe a disposizione delle vetture dal Sorrentino e dal Vestiti. Anche utilitarie? Non mi ricordo, non so se nelle intercettazioni erano menzionate le automobili. Sì. Senta, ricorda in una certa fase insomma, delle indagini si appura che Senese Vincenzo si è spostato a Milano eventualmente per essere assunto da una società, la Starline, e gli viene messo a disposizione un appartamento da parte di Sorrentino e di Vestiti. Ricorda che tipo di appartamento fosse? Allora, Dove guardi, si trovava? il fatto che si fosse recato a Milano alla Starline per essere assunto è una circostanza che non ricordo io esattamente e non credo di aver riferito in relazione a assunzioni presso la Starline. In un'occasione si è parlato dell'esistenza all'interno dei locali della Starline di un immobile che poteva essere adibito ad abitazione, che eventualmente poteva essere messo a disposizione del Senese Vincenzo. Allo stesso modo in altre intercettazioni si faceva riferimento a soggiorni del Senese Vincenzo in albergo. Sì, nell'occasione in cui era stato si ipotizzava di mettere a disposizione questo appartamento, il Senese Vincenzo visionò l'appartamento, lo ricorda? Forse c'è una conversazione in cui parla di questo appartamento, mi sembra di ricordare. Poi se ha degli estremi possiamo andarla ad analizzare in maniera più concreta. Vabbè, se lo ricorda, altrimenti insomma poi lo segnaleremo al Tribunale. Sì, Quindi ricordo. ricorda la consistenza di questo appartamento, i commenti del Senese, se fosse soddisfatto, insoddisfatto? Guardi, a memoria non lo ricordo, però magari possiamo verificarlo in questa sede. La Starline dove si trova? In una zona centrale di Milano o si trova A anch'essa in periferia? parliamo di sede amministrativa, era Cologno Monzese, in via delle Industrie. Ok. Invece la sede di Bergamo, via Bucchi 9, che sede era? La sede legale. Legale. Ok, prego. Presidente, l'avvocato Barone e l'avvocato Giovannetti lasciano come sostituto processuale il collega Carlo Cernusco sul Carli. naviglio. Va bene, Grazie. grazie. Buongiorno. Cernusco sul naviglio. Grazie avvocato. Io nulla. Quindi diamo atto che lascia come sostituto processuale Allora, l'avvocato Carlo Carli, l'avvocato Barone. Nel 2013 e nel 2014 voi non stavate svolgendo indagini su questi soggetti, in particolare su Senese Vincenzo, su Sorrentino Antonio, Vestiti Giancarlo? No, le indagini sono iniziate nel marzo 2017. Okay. Per ricostruire la capacità reddituale di Senese Vincenzo vi siete basati sulle dichiarazioni dei redditi?
Sulle dichiarazioni dei redditi essenzialmente e su altri elementi comunque contenuti nell'anagrafe tributaria. Senta, nel periodo invece di indagine, il Senese Vincenzo, a parte insomma i minimi importi, qualcosa che è emerso, per il grosso, diciamo, per la maggior parte del commercio che svolgeva, di auto, di abbigliamento, d'azioni di denario varie, ricorreva mai a strumenti tracciati, fatturava le prestazioni e riceveva fatture, o ha lavorato sempre, fra virgolette, in nero in quel periodo? Diciamo, il lavoro più che in nero avveniva tramite interposizioni di persone fisiche e giuridiche. Il nero è più relativo ad un'attività non fatturata. All'esito di queste investigazioni, in relazione alla posizione del Senese Vincenzo, sono poi emersi elementi reddituali documentati? No, assolutamente, era un'attività di fatto, un'attività che noi chiamiamo in gergo attività osservata, ma che non ha riscontro in dichiarazioni di redditi, in fatturazioni. Quindi, insomma, come non ha riportato elementi positivi di reddito nel 2017 e 2018, non ne ha portati neanche negli anni precedenti, perché il tipo di analisi sulla capacità reddituale è stata sempre la medesima, quindi verifica delle dichiarazioni di redditi e verifica di interrogazioni all'anagrafe tributaria. Sì, c'erano per qualche annualità degli importi positivi di reddito, così come abbiamo descritto, se occorre li riprendiamo. Sì, riferiti, non era soltanto per comprendere il meccanismo. Allora, all'inizio delle indagini, o meglio della deposizione, ha riferito di una ipotetica dazione mensile di denaro che Sorrentino e Vestiti avrebbero effettuato mensilmente in favore del Senese Vincenzo. Questa ipotesi l'avete formulata soltanto sulla base delle conversazioni intrattenute fra Barretta e il Senese Vincenzo, o avete anche appurato in altro modo che effettivamente ci fosse questa dazione? Vi erano delle intercettazioni tra il Senese Vincenzo ed il Sorrentino, delle intercettazioni tra il Senese Vincenzo e il Giuliano Giovanni, e poi in relazione alla specifica quantificazione c'è quell'intercettazione ambientale a cui ha fatto riferimento lei. Ok, quindi sull'importo è soltanto quella conversazione? Sull'importo, in cui viene menzionato l'importo, c'è quella conversazione ambientale. Ma il Sorrentino o il Vestiti fanno mai riferimento ad azioni periodiche che effettuano nei confronti di Senese Vincenzo? In conversazioni tra di loro? Tra di loro, con altri soggetti, riconoscono mai di effettuare azioni periodiche? Ci sono alcune intercettazioni telefoniche ambientali in cui viene fatto riferimento a denaro da corrispondere nei confronti del Senese Vincenzo. Però le abbiamo analizzate, ecco, in occasione ad esempio delle vicende che hanno visto l'ingerenza del Gaglione Antonio. Io mi riferisco ad azioni periodiche, perché è stato indicato come fosse una sorta di stipendio che ogni mese 3.500 euro vanno date a Senese Vincenzo. Questo emerge mai da conversazioni in cui siano protagonisti, in cui siano interlocutori Sorrentino, tra loro due no. Vestiti? Tra loro due no. Ricorda al contrario se una volta Sorrentino Antonio abbia ricordato ad un appartenente della famiglia Senese che tempo fa vi ho anche portato 2.500 euro? Ha anche portato? 2.500 euro? Cioè Sorrentino in una conversazione ricorda di aver corrisposto 2.500 euro ad un membro della famiglia Senese? In un'intercettazione oggetto delle contestazioni? Cioè, se lei la conosce, sì, allora faccio riferimento alla conversazione 31.608
del 24 luglio 2018, RIT 1531 del 2017. 31.608. Luglio 31 luglio 2018, giusto? 24 luglio mi risulta. 24 luglio. Sì, questa fa riferimento però non ad una dazione alla famiglia Senese, ma ad una dazione nei confronti dell'odontoiatra che aveva effettuato prestazioni a sua volta nei confronti della famiglia Senese. Non parliamo di denaro consegnato a appartenenti alla famiglia Senese, ma al pagamento delle prestazioni sanitarie. No, oltre alle spese sanitarie. In questa conversazione mi sembra che si sta facendo riferimento proprio alle prestazioni odontoiatriche, non a dazioni nei confronti della famiglia Senese. Si parla di entrambe, non riesce ora a distinguerle? Qui parlano del dentista e c'è questa frase dove dice Raffaellina abbiamo sempre pagato solo noi, non ha mai pagato niente nessuno, abbiamo pagato sempre tutto noi e gli ultimi li abbiamo mandati adesso 2.500 euro. Senta, e in questo, come dire, rivendicare di aver pagato delle spese aggiunge anche, inoltre, vi corrispondiamo un mensile, vi diamo 3.500 euro, si parla solo delle spese e di questi 2.500 euro comunque? Guardi, prima di dare risposte magari la rileggo un attimo, sì. Però dall'introduzione, dal contesto in cui inseriamo la conversazione l'abbiamo interpretata a suo tempo come avente ad oggetto il pagamento del dentista. Diciamo così, per aiutarla contestualizzando, siamo nella fase in cui Sorrentino e Vestiti non riescono ad ottenere dal Barretta il denaro dovuto e cercano in tutti i modi, parlando con i vari componenti della famiglia Senese, di ricordare i loro meriti e chiedono intercessione. Va bene, allora la risposta su questa intercettazione qual è? Queste 2.500 euro a che cosa si riferiscono? No, al di là, mi scusi Presidente, perché a questo punto per non sviare poi il testimone, al di là del fatto che questi 2.500 euro fossero imputabili al dentista o a una dazione una tantum, oltre a quello che voglio richiedere, se oltre a questi 2.500 euro e alle varie spese, in qualche modo il Sorrentino come dire, si dia anche il merito di corrispondere mensilmente una somma fissa alla famiglia Senese. Perché qui in questo caso il Sorrentino sta facendo il riepilogo dei suoi meriti verso la famiglia. Tanto emerge da una conversazione specifica a suo dire, allora ce la indichi così la troviamo subito. Sì, me l'ha indicata, io la stavo... Sì, è questa. Sto chiedendo al test se oltre all'indicazione del pagamento di queste spese e di questi 2.500 euro, una tantum o meno, ci sia l'indicazione fra i vari meriti anche di sostenere un impegno mensile di 3.500 euro o di un'altra cifra in favore della famiglia Senese. No, qui il riferimento alla periodicità intesa come mese mi sembra che non ci sia dalla lettura della conversazione, è un po' lunga, non l'abbiamo neanche evidenziata nel nostro contesto investigativo. Va bene, senta... Aspetti, è molto lunga, io posso... Il 21 luglio 2008, il 31.000... E il progressivo è 31.608. 608. Poi se magari lei mi vuole sottolineare un passaggio in particolare... Tra virgolette, far emergere la mancanza. Ok, sì. Non ci sono riferimenti. Sì, c'è un riferimento quando dicono... Allora, innanzitutto la conversazione
31.608. Sì, il riferimento proprio alla cadenza mensile qui non c'è. Lei in verità nel suo esame ha anche riferito che da questa conversazione emerge che i milanesi erano soliti corrispondere da azioni mensili per mantenere Senese Vincenzo. Sì, questo è oggetto di diverse intercettazioni. Noi qui abbiamo fatto una costruzione nel evidenziare il supporto che Vestiti e Sorrentino davano alla famiglia Senese. Abbiamo prima evidenziato una serie di intercettazioni che facevano riferimento alla consegna mensile, quindi anche evidenziando i singoli appuntamenti, le persone che provvedevano alla riscossione qualora uno o l'altro non era possibile. Poi ci siamo spostati sul discorso del pagamento delle spese sanitarie, in cui viene collocata proprio questa intercettazione qui, e poi il pagamento di una parte delle spese legali, quindi questi tre fronti. Questa conversazione che mi diceva l'avvocato è quella che noi abbiamo utilizzato perché l'oggetto specifico diretto è quella del pagamento delle spese del dentista. Alla domanda del difensore se in questa conversazione c'è ancora il riferimento al pagamento mensile, mi sembra di no. Va bene. Senta, quindi il riferimento al pagamento mensile possiamo dire è soltanto il riferimento alla somma, al pagamento mensile, non all'ipotesi che ci siano degli scambi di denaro fra Senese e Sorrentino, ma l'ipotesi di un pagamento mensile deriva solo dall'ambientale in cui il Senese Vincenzo riferisce al Barretta Massimiliano di ricevere questa somma ogni mese. No, perché ci sono tutta una serie di intercettazioni documentate mese per mese nel corso delle indagini in cui si ha evidenza di questo schema fisso di telefonate propedeutiche e di incontri che avveniva ogni mese. L'ambientale a cui lei fa cenno è quella in cui viene citato l'importo esatto perché il Senese Vincenzo lo confida al Barretta. Però allora, non è l'unica intercettazione che... in cui emerge che ci siano degli appuntamenti, si fa riferimento a è scaduto il mese, è maturato il mese, o semplicemente si dicono di incontrarsi, ti devo dare quella cosa, una cosa? No, c'è anche... È un riferimento ad azioni, non un riferimento alla periodicità della dazione. No, c'è anche un'intercettazione in cui il Sorrentino lamenta il fatto che il Senese abbia iniziato a sollecitarlo troppo presto rispetto alla scadenza. E inoltre c'è in una di queste... E se si fa riferimento a scadenza? Si fa riferimento al momento in cui in genere è previsto l'incontro, tant'è che Sorrentino, se non sbaglio, magari l'andiamo a vedere, fa proprio riferimento, devi aspettare, lo sai che è il 15, mentre già il Senese lo stava contattando prima. E in un paio di queste conversazioni che abbiamo riepilogato nella parte da riferire agli incontri mensili, in un'occasione il linguaggio è meno criptico e viene fatto esplicitamente riferimento a una somma di denaro. Sì, non stavo domandando se si parlasse di denaro, ma se si parlasse di una periodicità, anche parlare è il 15, perché magari si sono dati una scadenza per il 15, non che il 15 di ogni mese. Fa riferimento, lo sai che è il 15 di ogni mese o lo sai che è il 15? In quella conversazione dice lo sai che è il 15, nelle altre conversazioni analoghe che avvenivano sempre, infatti noi facciamo una ricostruzione come le prime conversazioni tese ad evidenziare mese per mese come incontrarsi, come ritirare il denaro, avvenivano in genere intorno al 5 e il 7 del mese e poi gli incontri avvenivano in genere intorno alla metà del mese. Tra le varie intercettazioni riepilogate con cadenza mensile si percepisce questo schema fisso. E quindi questo per tutti i 15 mesi delle indagini? Ce ne sono alcuni che infatti abbiamo evidenziato in cui non ci sono state conversazioni, come ad esempio mi sembra di ricordare, se è il caso lo andiamo a rivedere, il mese di gennaio in cui il Senese Vincenzo è stato direttamente a Milano
in quel periodo, e poi ci sono anche degli altri mesi in cui non c'erano intercettazioni, però la nostra ricostruzione prende ad esempio mese per mese ed evidenziamo anche, come ho già riferito, quel mese o quel paio di mesi in cui questo schema non si è verificato ulteriormente. Va bene. Allora, per quanto riguarda la ricapitolazione, diciamo, dei rapporti economici, commerciali, fra virgolette, che avete ricostruito sulla base delle intercettazioni, abbiamo un capo 16 dell'imputazione in cui si parla di una dazione di almeno 300.000 euro da parte di Vincenzo Senese ad Antonio Sorrentino e Giancarlo Vestiti. Questa è l'ipotesi investigativa. Questa somma l'avete quantificata soltanto sulla base della conversazione intercettata, l'ambientale del 5 giugno 2018, in cui Barretta dice a Gaglione Antonio appunto che il Sorrentino e il Vestiti dovrebbero dare 300.000 euro a Vincenzo Senese? Sì. O l'avete ricostruito anche da altri... No, non vi è traccia in altri accertamenti di questa entità numerica dell'importo, se non in quell'intercettazione. La ringrazio. Senta, ricorda invece che c'è una conversazione proprio fra Vincenzo Senese e il Barretta Massimiliano in cui il Senese indica al Barretta quanto denaro avrebbe investito insieme al Sorrentino e al Vestiti? E quindi qual è, avvocato, visto che lei l'ha citata? Sì, numero 88 del 17 maggio 2018, RIT 2881-2017. Sì, in questa conversazione viene fatto, Barretta e Senese Vincenzo fanno riferimento alla periodicità di alcune corresponsioni mensili. In questo caso il Barretta cita l'importo 2000, che poi il Senese lo corregge e fa riferimento al fatto, è lo stesso Senese a confidare al Barretta che percepisce 3.500 euro mensili, anche se all'inizio della conversazione il Barretta ricordava 2.000 al mese. Ma siamo in una fase in cui Barretta era, come dire, in sofferenza rispetto ai pagamenti dovuti al Senese? Allora, qui siamo in data 15 aprile, qui siamo il 17 maggio 2018. La sofferenza, quella che abbiamo documentato noi, è quella che individuiamo nel mese di novembre-dicembre 2017, in cui si erano manifestati i maggiori attriti tra i due soggetti. Nel mese di maggio 2018 i rapporti tra il Senese ed il Barretta apparivano invece più distesi rispetto a quella fase critica. In questa conversazione si fa anche riferimento a un investimento più grande, a quant'è il quantum dell'investimento che il Senese Vincenzo avrebbe fatto con il Sorrentino? Sì, in questa conversazione si fa riferimento ad una specifica operazione spot che legava il Senese Vincenzo e
quelli di Milano, quindi il Sorrentino e Vestiti, e questa specifica operazione di cui Barretta chiede contezza è un prestito di 90.000 euro fatto dal senese Vincenzo nei confronti dei milanesi, cioè il Vestiti e il Sorrentino. E questa cifra risulta effettivamente confermata anche dalle conversazioni che più o meno nello stesso periodo ci sono fra il Sorrentino e il senese? Allora, io ricordo che c'è una conversazione che trae spunto tra il Sorrentino e il senese, che trae spunto proprio da un cioè un disaccordo sugli importi effettivamente consegnati. Si parla di 85, si parla di 87. Se lei fa riferimento a questa e me la può indicare, sì, la trovo e possiamo... 13 aprile 2017, 25891. Sì, ok, come ricordavo qui viene fatto riferimento in primo luogo al luogo in cui sarebbe avvenuta questa consegna di denaro, ovviamente antecedente rispetto alla data dell'intercettazione. Il luogo viene indicato come la casetta. Sì, diciamo mi interessano gli importi. Sì, negli importi il senese sostiene di aver stanziato 85.000 per poi ricevere 95.000 euro in un breve arco temporale, mentre Sorrentino e Vestiti dal lato loro quantificano 80.000, cioè parlano di 55.000. Scusi? Si tratta di più tranche ricevute. Si tratta di Sì. più tranche? Ok, più tranche per un ammontare complessivo di 80 secondo Sorrentino e Vestito e di 85 rispetto secondo il Vincenzo Senese. Il senese, esatto. Che poi però va a dire a Barretta che erano 90. Sì. Diciamo, c'è questa progressione in cui ognuno spara la sua cifra. Diciamo l'ordine di grandezza è lo stesso, però partiamo tra i 90, allora gli 85 che il senese dice di aver dato, gli 80 che Vestiti e Sorrentino dicono di aver ricevuto, i 90 che Barretta sostiene di sapere essere il rapporto tra i due soggetti, tra i tre soggetti, senese da una parte e Vestiti e Sorrentino dall'altra. E lo corregge Vincenzo Senese, gli dice no, sono di meno? Nella conversazione quella con il Barretta che abbiamo detto... Conferma che sono 90 anche il Vincenzo Senese? Quella era la numero 88? Sì. No, il senese dà solo poi un'indicazione di quello che è l'importo che dovrà corrispondere a fronte di questi 90, cioè il senese l'unico dato che fornisce è che dovrà ricevere da Sorrentino e Vestiti 100.000 100 dopo un mese. Ma tornando quindi ai 300.000 euro, nel capo di imputazione leggo che sarebbero stati reimpiegati attraverso la Starline da parte di Sorrentino e Vestiti. A questo punto le faccio qualche domanda sulla Starline per capire questa ipotesi delittuosa come si sia formata. Intanto la Starline quando viene creata? Ti sto recuperando l'atto di costituzione.
Allora, la Starline risulta costituita in data 21 gennaio 2015. Ok, quindi già prima insomma, dell'inizio delle indagini la Starline già esisteva ed operava. Avete ricostruito, intanto, diciamo, prima domanda, 300.000 euro all'interno di una società non passano inosservati, immagino. Avete verificato se all'interno dei conti della Starline ci fossero stati dei bonifici di quell'importo, degli ingressi in contanti, delle entrate ingiustificate particolari che potessero riportare a questi 300.000 euro? Noi abbiamo verificato a fattor comune, come anche emergeva dalle intercettazioni per stessa ammissione degli imputati, che queste azioni avvenivano esclusivamente in contanti. Proprio dalla documentazione bancaria si ha contezza del fatto che queste somme non siano mai transitate nel sistema finanziario. E allora perché ipotizzate che siano finite alla Starline? Perché Sorrentino e Vestiti esercitavano la propria attività imprenditoriale di fatto soltanto attraverso la Starline. Quindi avete individuato che affari sarebbero stati fatti con questi 300.000 euro per mezzo della Starline con cui il Sorrentino e i Vestiti operavano? Sì, attraverso alcune confidenze, alcune intercettazioni, in particolare le confidenze ad esempio che fa il Giuliano Giovanni nei confronti di soggetti oggetto di indagine, non oggetto di indagine, viene più volte fatto riferimento all'impiego di denaro della famiglia Senese per finanziare alcune operazioni di compravendita di capi di abbigliamento, in particolare della figura del Senese Vincenzo come finanziatore di alcune compravendite di capi di abbigliamento. Queste conversazioni traevano spunto proprio da specifiche domande formulate a Giuliano circa la presenza del Senese Vincenzo nella città di Milano. Per così dire, queste compravendite nel settore dell'abbigliamento con specifiche operazioni di acquisto e di vendita effettuate dalla Starline? Lei capisce che non transitando queste somme di denaro contante sui conti correnti era difficile anche ricondurre il singolo impiego alla specifica fattura, ammesso che non si trattasse poi di operazioni effettuate eventualmente in nero, di cui comunque si è traccia anche nell'attività complessivamente evidenziata, in particolare nelle intercettazioni, quindi è difficile ricondurre poi esattamente alla specifica operazione. Nel caso di Barretta veniva più volte menzionata la tipologia di operazione, ma perché quell'attività aveva avuto delle problematiche. Ad esempio si era fatto riferimento al mancato arrivo di Giubbini Colmar, per cui una serie di intercettazioni che giravano intorno alla problematica ci avevano permesso di ricondurre il denaro alla specifica partita di merce acquistata. Però per la Starline questo non è stato possibile. Per la Starline questo non è avvenuto perché, ad esempio, di questi ipotetici 80, 85, 90 investiti, restituiti dopo un mese nella misura di 100, come dicono gli stessi indagati, non c'è alcun riferimento poi alla tipologia di merce acquistata. Quindi voglio dire che siano stati dati 300.000 euro, lo dice soltanto Barretta allo zio. Questi soldi ipotizzate che siano entrati nella Starline ma non ve ne è traccia, che sarebbero stati reimpiegati dalla Starline ma non si sa come, quindi in pratica resta solo la conversazione la conversazione fra Barretta e Gaglione. Di questi 300.000 euro non c'è nessuna evidenza. Sì, il Barretta dà un'indicazione al Gaglione, che è ovviamente un'indicazione che dà il Barretta allo zio e fa riferimento a quella che è complessivamente il denaro della famiglia presente nella sfera patrimoniale del Vestiti e del Sorrentino. L'altra ambientale, quella numero 88, fa riferimento ad una specifica operazione che è poi quella
di cui parlano anche il Sorrentino ed il Senese laddove sono in disaccordo con gli importi, ed è una singola operazione commerciale che si è definita nel raggio di un mese. Quello che voglio comprendere è se vi è prova della razione di questi 300.000 euro anche attraverso, magari indiretta, attraverso il suo reimpiego, però ovviamente non abbiamo... Si è riportato al contenuto delle intercettazioni, quindi diciamo la fonte sono le quello, non ci intercettazioni. sono riscontri effettivi sulla ricezione e sull'utilizzo di questo denaro, men che meno attraverso la Starline. Questa è una sua asserzione, passiamo ad una domanda. Per ipotesi potrebbero stare anche sotto il materasso dell'Antonio Sorrentino quei 300.000 euro, insomma. Passiamo ad altro tema, l'ha già evidenziato Se e mai l'operante esistono. si è riportato alle intercettazioni. Ok. No, perché Presidente, spiego il motivo di questa insistenza. Considerando che il capo 16 è il reato presupposto delle ulteriori attività di riciclaggio che vengono quantificate per milioni di euro. Sì, non è necessario che lei lo spieghi perché il Tribunale la domanda l'ha ammessa, Sì, però sì, ha anche ok. evidenziato che l'operante ha risposto. Andiamo avanti su un'altra domanda. Sì, vado avanti. Ma da come ci ha detto il Sorrentino e il Vestiti non figurano come rappresentanti amministratori della Starline. Risultano aver percepito redditi dalla Starline? Aver percepito? Redditi dalla Starline? Redditi o comunque compensi? Allora, per quanto riguarda la percezione di redditi avremmo potuto evincerla dai dati presenti in anagrafe tributaria. Ora, Vestiti e Sorrentino, residenti in Svizzera dal 2015, non essendovi più il requisito fondamentale della residenza nel territorio dello Stato, non presentano dichiarazioni a meno che non ci siano dei redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per quanto riguarda tutti i soggetti a cui la Starline ha corrisposto redditi, ora questo accertamento probabilmente è stato fatto, ma io non ricordo se tra i vari redditi erogati a titolo di prestazioni professionali, a titolo di lavoro dipendente della Starline, figurino anche il Vestiti ed il Sorrentino. Io ricordo... Si riporta a quello che ha già dichiarato. Esatto. E riguardo ai rapporti tra Starline e Sorrentino e Vestiti, in particolare abbiamo evidenziato in sede delle precedenti disposizioni il fatto che il Vestiti utilizzasse una carta bancomat che si appoggiava su un conto corrente della Starline, e abbiamo documentato anche con il positioning, con i riferimenti di alcune intercettazioni, che era il Vestiti ad avere in mano quella carta bancomat. Sì. No, era per comprendere come fosse stata poi ricostruita la capacità reddituale di Antonio Sorrentino, quindi non avete verificato o comunque non ricorda se abbia percepito denaro dalla Starline. La dichiarazione dei redditi italiana, come ci dice lei, non è probante perché non è residente né fiscalmente né diciamo legalmente in Italia. Avete accertato i suoi redditi all'estero? Se percepisse redditi all'estero? Quello capisce che immediatamente è un'operazione che non è facile accertare la percezione di redditi all'estero, se non in una fase successiva con un'altra tipologia di accertamenti che prescindono insomma dalla Guardia di Finanza. Non li avete accertati i redditi all'estero. Rimaniamo un attimo alla Starline, poi magari su questa questione delle attività lavorative del Sorrentino facciamo un ulteriore passaggio dopo. E avete accertato qual è il movimento di affari della Starline? In che ordine di grandezza siamo di volume di affari? Sì, ma non so se ho l'informazione sul volume d'affari della Starline. Non so se veniva indicata anche alcune segnalazioni, però no, questo dato non ce l'ho. È un dato comunque oggettivo sul volume d'affari che posso, anche se è necessario, farmi riserva e comunicarlo alla prossima udienza. Ma dichiarazioni la Starline? Sicuramente sì, sia ai fini IVA che ai fini dell'IRPEG. Allora, ritorniamo alla situazione lavorativa di Sorrentino Antonio. Ci ha riferito che arrivò una segnalazione antiriciclaggio da parte di un istituto bancario quando la figlia di Antonio Sorrentino ricevette un bonifico da una società svizzera, la Unimoda.
Sì. Fu convocata la figlia, le fu chiesto insomma, da dove arrivasse questo denaro e lei rispose, in tempi diciamo non sospetti, che si trattava di soldi conferiteli da una società presso cui lavorava il padre, ed era appunto la Unimoda. Avete fatto accertamenti sull'attività lavorativa? Era la società in Svizzera, mi pare. Sì, una società svizzera, una società anonima svizzera con sede in Ginevra. Avete fatto accertamenti su questa società? Che giro di affari avesse, che di cosa si occupasse, che posizione vi avesse il Sorrentino all'interno e se percepisse redditi da questa società? Queste sono attività che possono essere fatte in sede erogatoriale, non in sede di attività investigativa. No, perché l'appartamento è stato poi sequestrato, dandosi per scontato che non ci fossero, che fossero redditi illeciti, quindi non avete verificato in alcun modo se i redditi fossero leciti o meno. Attenzione, anche perché... Un attimo, maresciallo. Il maresciallo ha riportato il contenuto di alcune intercettazioni che sono state poste a base, diciamo, delle ipotesi investigative. Poi accertamenti su queste società all'estero, cioè su questa segnalazione di operazioni sospette e quindi le dichiarazioni che la figlia di Sorrentino rese agli operatori bancari circa il fatto che il padre lavorava in Svizzera, eccetera, le avete fatte perché non le avete fatte perché non le potevate fare, essendo extraterritoriali. Certo, giusto? certo. Quindi la risposta è questa. Esatto. Altre domande? Sì. Allora, in relazione ai rapporti con la società Sofirece, avete fatto, come sappiamo, insomma, lo ricordo anche insomma, al Tribunale per introdurre meglio il tema, la Sofirece risulta aver, insieme alla Silver Square, emesso dei bonifici in favore dell'ITB e della VEM, quindi diciamo ramo Cosentino d'Alessandro, ramo Barretta. Avete accertato che società sia la Sofirece, di cosa si occupi, che volume di affari abbia? Le informazioni in nostro possesso sono quelle della banca dati Minglobal, che citavano la Sofirece come una società fiduciaria con sede a Ginevra, quindi delle informazioni estremamente superficiali. Per accertamenti... Una però era che la sede legale coincideva con l'indirizzo di residenza di Vestiti e Sorrentino, esatto, che diventano soggetti AIRE. Esatto. Una delle informazioni che avete potuto attingere da questa banca dati, giusto? Confermo. Le informazioni più specifiche possono essere acquisite solo in sede erogatoriale. A questo punto, visto che è stato nominato il tema, ma avete accertato presso quella sede che tipo di consistenza immobiliare vi sia, se vi sia una stanzetta fittizia con delle residenze fittizie o se si tratti di un grande comprensorio con abitazioni, uffici? Le ripeto, in Svizzera non abbiamo quel raggio d'azione. Quindi non avete fatto accertamenti sul posto, diciamo. Senta, anche qui quindi domande superflue, l'ipotesi che oltre 1 milione di euro di denaro che dalla... Non per voler dire, ma lei stesso si dice che sta facendo una domanda superflua, non ho lo so, però visto che per queste ragioni superflue sono in carcere i nostri assistiti... Dica, avvocato? No, visto che per queste ragioni superflue i nostri assistiti sono in carcere, vorrei che fosse specificato che effettivamente... Mi scusi, avvocato Pecoraro, un conto è la domanda superflua, un conto sono gli elementi posti a base dell'ipotesi accusatoria che sono in vaglio in questa sede, ma che mi pare che abbiano ricevuto anche un vaglio da parte del Tribunale del riesame e da parte della Cassazione. Ora, lasciando perdere il vaglio delle altre autorità, vediamo invece di concentrarci sul nostro vaglio. Allora, se la domanda la ritiene superflua, non la faccia domande che non ritiene superflua. Diciamo la ritengo superflua perché sono già sicuro della risposta, ma è bene che anche il Tribunale ne abbia contezza. E allora evidentemente la ritiene superflua perché la sicurezza della risposta non la rinviene da una sua certezza soggettiva, ma dall'analisi oggettiva dei dati in valutazione. Quindi faccia domande che non ritiene superflue. Evito i commenti. Visto che è stato ipotizzato che la dazione di oltre 1 milione di euro, 1,5 milioni, 2 milioni, le cifre insomma sono vaghe e variabili, provenienti dalla Svizzera verso l'Italia,
abbiano come provvista denaro del Sorrentino e del Vestiti, se non addirittura dei Senese. Avete appurato in qualche modo, anche tramite intercettazioni, non tramite accertamenti bancari perché ci avete già detto di non averli fatti, se questo denaro sia transitato dall'Italia alla Svizzera all'interno della Sofirecce, della Silver Square? Noi abbiamo accertato dei trasferimenti di denaro dalla Starline alla Sofirecce, sì, tramite bonifici bancari. Sì, ora ci arriviamo a quella vicenda. A parte questi bonifici bancari, che peraltro sono di importo molto inferiore rispetto al 1,5 milioni, 2 milioni di euro ipotizzati, vi sono ingressi in società svizzere di denaro proveniente in qualsiasi modo da Sorrentino, Vestiti? Fa riferimento... Presidente, però ha risposto, dice ci sono flussi di denaro dalla oltre a quelli, ora ne ha detto di sì, ma diciamo. Sì. Allora, vediamo un attimo, al di là di questa domanda... Se non piace la risposta io non ci posso fare niente. No, ho chiesto oltre a quelli. No, ma la risposta piace. Andiamo sul tema che l'Avvocato propone. Quindi si tratta di conversazioni nelle quali si cercano in qualche modo di giustificare questi flussi in uscita con le causali a conto fatture consulenza, o no? Parliamo di questo? Sì, quindi... Parliamo di questo. Ok. Se questo è quello che diciamo... Sì, ora ci arriviamo a questi, volevo capire, insomma, quindi nessuno nelle intercettazioni che riguardano Sorrentino, Vestiti, la famiglia Senese, qualcuno parla mai di aver fatto versamenti in Svizzera? La domanda è generica e presuppone una domanda, diciamo, fatta in sede di esame, ma lei del testimone ha chiesto il controesame. Pertanto il testimone ha già riferito su questi temi e che dobbiamo dare per presupposti. Non possiamo rifare le stesse domande volte ad introdurre gli stessi elementi. A fronte degli elementi che il testimone ha già offerto e che lei risulta aver puntualmente analizzato, vediamo se ci sono domande volte a sconfermare, a mettere in luce diversa, ad interpretare, ma non fare le stesse domande che sono già state fatte dal pubblico ministero in sede di esame, Avvocato. Quindi, forse l'ho formulata male, ma non mi sembra che fosse una domanda... Flussi, mi consente, Avvocato Pecoraro, il tema dei flussi verso la Sofirecce si è diciamo, appurato che era oggetto di conversazioni in cui si parlava tra i soggetti in interesse circa le modalità di giustificazione, fatture, accontofatture, consulenze, eccetera. Vogliamo passare ad altro tema? Vuole delle specificazioni ulteriori su questo punto? Sì, ho chiesto se nelle intercettazioni... Mi consente, Avvocato Pecoraro, non facciamo le stesse domande già fatte dal pubblico ministero. Quindi, qual è la domanda successiva? Non mi pare che il pubblico ministero abbia mai chiesto se gli imputati abbiano dichiarato di aver fatto rimesse in Svizzera. Avvocato, io le ho fatto, diciamo, un programma generale. No, se mi dice che non me l'ammette perché l'ha già fatta il pubblico ministero, ne prendo atto, però a me non risulta che il pubblico ministero non abbia fatto questa domanda. Non polemizzi su una cosa, le sto facendo una dichiarazione di programma, di controesame. Non è che lei, diciamo, può rifare le stesse domande, però faccia la domanda che lei ritiene. Vada avanti. Quindi questa non è ammessa. Ma questa qual è? Ho chiesto se nelle intercettazioni gli imputati abbiano mai dichiarato, abbiano mai riferito, raccontato fra di loro di aver portato dei soldi in Svizzera. Allora, la domanda in questi termini non è ammessa perché il testimone sulle intercettazioni che ha qualificato rilevanti ai fini di diciamo, offrire contezza a questa ipotesi accusatoria ha riferito. Quindi, se c'è una specifica conversazione tra quelle citate, delle quali lei vuol chiedere ulteriori delucidazioni, precisazioni, offrire elementi in contrario, valutazioni diverse, bene la faccia, altrimenti in questi termini la domanda non è ammessa. Vada Va bene, avanti. allora proseguo più avanti. Sì. Ha fatto effettivamente riferimento a dei bonifici che la Starline ha fatto in favore della Sofirecce. Questi bonifici, quando avvengono a livello temporale, e che causale hanno? Innanzitutto questi bonifici li abbiamo analizzati e posti in relazione ad alcune intercettazioni in cui veniva, e in un certo senso le rispondo anche alla domanda
precedente, perché questi flussi verso la Svizzera avevano anche oggetto alcune intercettazioni nel corso delle quali si cercava di trovare un sistema per giustificare tali transazioni, che poi è stato scelto in un'operazione di cessione di credito nella triangolazione Starline, VEM e Sofirej, che poi aveva, diciamo, un senso completamente opposto a quelle nelle intercettazioni, cioè quei documenti documentavano dei rapporti tra debitori e creditori che poi erano l'esatto contrario di quelli che l'attività osservata rivelava. Prendendo spunto dalle intercettazioni sono stati fatti gli accertamenti bancari. Riprendendo gli accertamenti bancari rispondo alla sua domanda inoltre all'arco temporale in cui si sono concretizzati questi trasferimenti. Sono dei trasferimenti che fa il Barretta, lei aveva riferito di trasferimenti che vengono fatti da Barretta, che aveva il debito verso Vestiti e Sorrentino, in favore della fiduciaria svizzera, e avete fatto accertamenti al riguardo anche. No, non proprio da Barretta. Noi abbiamo dalle intercettazioni, diverse intercettazioni, da cui è chiaro come Barretta debba dei soldi. Bonifico in uscita dal conto Unicredit del 14 novembre 17, ore 9.04, dal conto VEM che reca causale restituzione parziale finanziamento, destinatario e Sofiregge, lei lo ha legato ad una conversazione che interviene tra Barretta, Vestiti e Sorrentino. Aspetta, no, qui siamo in un altro frangente, mi scusi. Sì, ma in ogni caso si parla di trasferimenti, di bonifici in favore della società svizzera. Ok, ho trovato il punto. In particolare i trasferimenti dalla Starline alla Sofirej per 344.299,21 euro. È stato un trasferimento frazionato in diverse operazioni, in particolare per quanto riguarda il conto corrente Monte Paschi Siena intestato alla Starline. Tra dicembre 2017 e gennaio 2018 sono stati trasferiti 196.573,96 euro. Si tratta di diverse operazioni, in particolare abbiamo 4 dicembre 54.000 euro circa, 6 dicembre 76.500 euro circa, 15 dicembre 15.000 euro circa, 15 dicembre ancora 5.000 euro circa, 29 dicembre 2017 40.000 euro circa, 18 gennaio 10.000 euro circa. E questi sono gli allegati 371, 72, 73 e 74, giusto? Lo dico immediatamente. Esatto. Per quanto riguarda le causali di queste operazioni, sono da porre in relazione ad alcuni documenti che dalle intercettazioni si capisce essere stati redatti dal Leone, dal Sorrentino e del Vestiti, che documentano una cessione di un credito che VEM aveva nei confronti della Starline e che era stato ceduto alla società svizzera. Proprio questo qui era l'elemento di discordanza, perché la documentazione a supporto di queste operazioni descrive la VEM come creditrice nei confronti della Starline. Dalle intercettazioni invece è palese l'esatto contrario, cioè che la Starline o quantomeno il Sorrentino e il Vestiti erano creditori nei confronti di VEM. Tuttavia, utilizzando questa documentazione che dalle intercettazioni viene materialmente redatta senza una vera contrattualità con VEM, anche perché questa contrattualità non poteva aver luogo non essendoci questo rapporto di credito di VEM nei confronti di Starline, viene redatta dal Sorrentino, dal Vestiti e dal Leone. Ok, la fermo perché non è in contestazione l'eventuale fittizietà di questa cessione del credito, però a questo punto le chiedo, i bonifici che la Starline fa in favore della Sofirej anticipano o seguono i bonifici che Sofirej e Silver Square avevano fatto alla VEM?
Ok, occorre che continuo a descriverli o ci fermiamo qua? Perché qui No, abbiamo... se ci dice genericamente la causale, così capiamo a che sono riferibili questi bonifici e poi magari passiamo alla domanda che le ho fatto ora. Scusi, Ok, non l'ho allora, fatta concludere. innanzitutto adesso ho descritto solo quelli transitati sul conto Monte dei Paschi di Siena. Range temporale dicembre 2017, gennaio 2018. Causale a conto fatture VEM, per conto VEM a favore di Sofirege, per conto di VEM. Fatture consulenza. Ancora a favore di Sofirege, per conto VEM. Quindi diciamo sono praticamente Ok. tutti riferibili alla vicenda VEM. Questo Ok, mi occorreva per introdurre perfetto, la domanda attenzione, successiva. questa è una parte. Sì, ci fermiamo.